Benvenuti alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2024-2025 dell'Università di Udine, il 47esimo della sua storia. Un ringraziamento a tutti voi che in presenza o in diretta streaming seguirete l'evento. Entra il corteo accademico. Il prorettore Andrea Caffarelli, i delegati di area, Giorgio Alberti per l'internazionalizzazione, Agostino Dovier per la didattica, Alessandro Trovarelli per la ricerca. I docenti rappresentanti gli 8 dipartimenti dell'Ateneo. Dipartimento di Lingue, Letteratura e Comunicazione, Formazione e Società. Ettore Gerbezza, Andrea Guaran, Brunello Lotti, Mauro Pascolini. Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura. Nicola Baldo, Andrea Melchior, Margherita Pauletta, Francesco Trevisan. Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali. Francesco Boscutti, Lucilla Iacumin, Luca Iseppi, Maurizia Sigura. Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche, Dimitri Breda, Manuela Farinosi, Marino Miculan, Carla Piazza. Dipartimento di Studi Umanistici del Patrimonio Culturale, Alvise Andreosi, Gabriele Giacomini, Laura Pani, Sandro Sozzo. Dipartimento di Area Medica, Francesco Curcio, Carla Di Loreto, Carlo Puccillo, Chiara Zuiani. Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, Eugenio Comuzzi, Francesco Marangon, Andrea Moretti, Francesca Visintin. Dipartimento di Scienze Giuridiche, Claudia Candelmo, Raffaella Pasquili, Paola Ziliotto, Anna Zilli. Ed ora i rappresentanti degli Atenei ospiti, il rettore dell'Università di Trieste, Roberto Di Lenarda, il direttore della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati Sissa di Trieste, Andrea Romanino, i prorettori dell'Università di Padova, Monica Salvadori, Ca' Foscari Venezia, Gaetano Zilio Grandi, la delegata del rettore dell'Università IUAV di Venezia, Raffaella Fagnoni. Ritorniamo ai rappresentanti dell'Università di Udine, il direttore della Scuola Superiore Universitaria di Toppo Wasserman, Alberto Policriti, il direttore del Centro Polifunzionale di Pordenone, Angelo Montanari, la Presidente del Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, Laura Casella, il coordinatore del nucleo di valutazione Mario Minoia, il coordinatore del presidio di qualità Paolo Ceccon, l'accademico dei Lincei Michele Morgante, le direttrici e i direttori degli 8 dipartimenti dell'Ateneo, Lingue, Letteratura e Comunicazione, Formazione e Società Fabiana Fusco, Politecnico di Ingegneria e Architettura Alessandro Gasparetto, Scienze Agroalimentari e Ambientali e Animali Edi Piasentier, Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche Alberto Marcone, Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale Linda Borean, Medicina Leonardo Alberto Secchi, Scienze Economiche e Statistiche Marcellino Gaudenzi, Scienze Giuridiche Silvia Bolognini. Il docente che terrà la prolusione Stefano Grimaz, il direttore generale aggiunto della FAO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite
per l'alimentazione e l'agricoltura Maurizio Martina, che terrà la Lectio Magistralis, il magnifico rettore Roberto Pinton. La parola al rettore per la relazione. Autorità, colleghe, colleghi, studentesse, studenti, rettrici, rettori, loro delegati, signore e signori, un caloroso benvenuto all'inaugurazione del 47° anno accademico dell'Università degli Studi di Udine. Saluto con viva cordialità il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, e l'assessore, credo che stia arrivando, regionale, la saluteremo quando arriva, Alessia Rosolén, e ringrazio per la loro presenza il prefetto di Udine, Domenico Lione, e Sua Eccellenza l'Arcivescovo di Udine, Riccardo Lamba, per la prima volta partecipa a questa nostra inaugurazione. Un saluto cordiale a tutti i rappresentanti, sono tanti, delle istituzioni, vedo qui, che hanno voluto partecipare a questa cerimonia. Interverranno dopo di me Rachele Eughetti, Presidente del Consiglio degli Studenti, e Loris Menegon, componente del Senato accademico e in rappresentanza del personale tecnico amministrativo dell'Ateneo. Il programma prevede la Lectio Magistralis di Maurizio Martina, direttore generale aggiunto della FAO, già Ministro della Politica Agricola, Alimentari e Forestali, al quale va la mia gratitudine per aver accettato il nostro invito, a seguire la prolusione affidata a Stefano Grimaz, docente di Geofisica Applicata e titolare della cattedra UNESCO in sicurezza intersettoriale per la riduzione dei rischi di disastro e la resilienza presso l'Università di Udine. Ho ritenuto importante portare le voci autorevoli dei rappresentanti di due enti sovranazionali a trattare di temi di grande interesse per la società in questo momento e l'intero pianeta, se mi permettete. E questo, a mio avviso, è il modo migliore per riaffermare il ruolo della conoscenza e dell'università, che ne è fonte e custode. In occasione dell'inaugurazione dello scorso anno accademico ho proiettato questa immagine, Palazzo Florio, uno dei nostri palazzi simbolo, illuminato di rosso, per ricordare ciò che era successo a Giulia Cecchettin. Oggi, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la devo riproporre. Sono più di 120 le donne vittime di femminicidio da allora. Voglio cogliere però anche l'occasione per ribadire la ferma condanna di ogni tipo di violenza e abuso contro le donne, confermare l'impegno concreto del nostro Ateneo nel profondere una cultura di pace, rispetto, tolleranza e inclusione. Piace qui ricordare, tra le altre molteplici iniziative, le iniziative che sono state fortemente volute dalle rappresentanze degli studenti e alla fine deliberate dagli organi di governo dell'Ateneo per favorire l'accoglienza di studenti e studentesse della Palestina presso il nostro Ateneo, il progetto CRUI Educare la Pace, e l'organizzazione del ciclo e seminari UniUd per la Pace. Ce n'è ancora uno in programma e vi chiederei di partecipare, vi solleciterei. Anche quest'anno è stata distribuita a tutti i presenti una copia del rendiconto sociale, che illustra in modo chiaro e trasparente le attività svolte nell'ultimo anno accademico, il 2023-24. Questo è un documento redatto come atto volontario e responsabile che l'Ateneo, come amministrazione pubblica, per la sua storia e i suoi principi fondanti, ritiene doveroso condividere con tutti i soggetti con cui interagisce. Il rendiconto evidenzia i principali obiettivi, in linea con il nostro piano strategico 2022-25, su cui si è lavorato. E nella relazione illustrerò alcuni, i principali risultati conseguiti nell'ultimo anno accademico, invitandovi però a una lettura più approfondita, se ne avete voglia, del rendiconto, per poter apprezzare la considerevole mole e la qualità del lavoro svolto dalla nostra comunità. Nel testo sono presentate le azioni e dove previsti anche gli indicatori del grado di raggiungimento dei target che ci eravamo prefissati. Da segnalare che il rendiconto quest'anno comprende anche, e per la prima volta, il bilancio di genere.
mostra un andamento incoraggiante in risposta alle politiche dell'Ateneo per un progressivo riequilibrio di genere, già evidente in ambito studentesco e in positiva, seppur graduale, evoluzione per quanto riguarda il personale. In un contesto di contrazione demografica, una certa disaffezione nei confronti degli studi universitari e la propensione alla mobilità dei nostri giovani, è confortante il dato delle immatricolazioni a questo nuovo anno accademico. I dati oggi ci proiettano a superare anche quest'anno i 4.800 iscritti al primo anno, a conferma di un'elevata attrattività dell'offerta formativa, in particolare delle lauree magistrali, garantita dalla qualità della didattica, della ricerca, che la nutre, ricordiamoci, dei servizi, dei laboratori e di una grande attenzione all'attività di orientamento, svolta in stretta collaborazione con gli istituti superiori e un ormai consolidato collegamento con il tessuto imprenditoriale e professionale del territorio regionale e nazionale, vorrei dire. Questo andamento trova riscontro un elevato livello di soddisfazione degli studenti per il percorso universitario e nel dato occupazionale, che si mantiene ben superiore alla media nazionale. Confermato anche il posizionamento dell'Ateneo nella classifica Censi delle università italiane 2024-25, al secondo posto nella valutazione complessiva degli atenei statali di medie dimensioni, al primo posto, per il quarto anno consecutivo, per la comunicazione e i servizi digitali, in posizioni di vertice per l'occupabilità e i servizi agli studenti. In coerenza con le linee del piano strategico di Ateneo, l'offerta didattica complessiva, che ormai supera gli 80 corsi, si è arricchita di 2 nuovi corsi di laurea attivati nell'anno accademico 24-25, di cui uno triennale, Ingegneria Industriale per l'Energia, istituito presso la nostra sede di Pordenone. La sede di Pordenone, non è solo nostra. E uno magistrale, Scienze d'Economia del Cibo, che completa la già ricca filiera formativa dedicata al comparto agroalimentare. Nel corso dell'anno abbiamo festeggiato i 20 anni della scuola superiore di Topo Wasserman, che con il sostegno della Fondazione Friuli, dell'Ardis, l'ente regionale diritto allo studio, e della Regione, continua a offrire percorsi formativi di eccellenza all'interno di una comunità aperta, multidisciplinare e culturalmente stimolante. Da segnalare però la partecipazione alla scuola superiore al progetto Educating Future Citizens, che è nell'ambito dei Digital Education Hub finanziati e sostenuti dal PNRR. E che è stato finanziato con circa 13 milioni di euro e vede coinvolte 8 scuole superiori, tra cui oltre a Udine Sissa di Trieste, e ha come oggetto l'orientamento in ingresso e il dottorato di ricerca. Accanto ai corsi per l'acquisizione di competenze trasversali, sempre più richieste, e all'ampia offerta di percorsi per la formazione post laurea, si è arricchito anche il numero dei master, è stato avviato il progetto Minor, che prevede percorsi tematici brevi e interdisciplinari, utili sia per il proseguimento degli studi che per la formazione continua sempre più richiesta dal mondo del lavoro. Si è da poco concluso, come vedete, con un positivo riscontro, il primo corso dedicato al mondo della cooperazione, che trova ampia estrinsecazione soprattutto in questa regione. Sempre più innovativo, flessibile e inclusivo. In realtà è il motto, diciamo, di EduNext che abbiamo fatto nostro, perché così vuole essere l'Ateneo aderendo a questo progetto, che è la più grande iniziativa di digitalizzazione della formazione universitaria a livello europeo. Infatti a questa partecipano 52 enti, tra cui 35 atenei e 5 istituzioni di alta formazione artistica e musicale. Progetto che viene a fianco di ONIU della Regione, ancora, e Confindustria Udine, punta a migliorare la capacità di offrire un'istituzione di qualità, digitale, a distanza e condivisa fra i partner, per aumentare l'inclusione e auspicabilmente il numero di studenti e laureati. L'Ateneo ha inoltre attivato un percorso per individuare metodologie didattiche digitali innovative, lanciando un bando interno per il quale sono stati presentati ben 53 progetti. Fra questi una commissione di esperti esterni all'Ateneo ha scelto le 10 migliori proposte che saranno fra poco presentate alla comunità accademica. Per rafforzare la didattica laboratoriale e allo stesso tempo le sinergie con il territorio sono stati costituiti 3 nuovi laboratori presso l'UniUd Lab Village, il polo di ricerca avanzata dell'Ateneo che vuole costruire un ponte fra la ricerca e l'impresa. E questi sono il laboratorio di ricerca agroalimentare, il polo Media Lab, infrastruttura di ricerca dedicata ai media e agli audiovisivi, e il laboratorio di materiali e ingegneria delle superfici. A questi si aggiunge il laboratorio di ingegneria industriale per la sostenibilità ambientale.
Dedicato alle energie rinnovabili al Future Energy Park, il nuovo presidio laboratoriale, didattico e museale interdisciplinare collocato nella sede udinese dell'azienda agraria universitaria Antonio Servadei, che si avvarrà in particolare degli specchi lineari, del prototipo gassificatore di biomasse, l'impianto pilota di produzione di energie e dall'impianto agrifotovoltaico, cioè dedicato alle energie, una live demo di energie alternative. Nella sede dell'azienda agraria universitaria è stata anche realizzata la nuova cantina sperimentale per la microvinificazione, denominata Uniwood Enolab. Entrambe le iniziative sono state attuate con il contributo determinante della Fondazione Friuli. Alle attività più tradizionali, che hanno coinvolto circa... Scusate, mi sono perso un pezzo. Sì, siamo passati alla didattica distintiva e un po' di emozione è l'ultima inaugurazione. Sembra impossibile ancora emozionarsi, invece sì, per chi c'ha anche un po' di cuore succede questo. Allora, le attività in ambito didattico non si limitano all'avvio di nuove iniziative, ma riguardano anche la manutenzione dell'esistente. Un'opportunità in questo senso è venuta dalla necessaria revisione delle classi di laurea e laurea magistrale, che ha portato a un aggiornamento degli ordinamenti didattici. Ricordo che nella nostra offerta complessiva un numero considerevole di corsi sono anche tenuti assieme ai colleghi triestini, in particolare all'Università di Trieste. Inoltre sono stati varati nuovi percorsi internazionali per i corsi di mediazione culturale e diritto per l'innovazione di imprese e pubbliche amministrazioni. Questi si aggiungono all'offerta di corsi a rilascio di doppio titolo e di quelli erogati interamente in lingua inglese. Uno sforzo è stato fatto soprattutto per aumentare il nostro impatto internazionale. E infatti è in aumento il numero di studenti stranieri immatricolati presso i corsi dell'Ateneo, così come la mobilità studentesca. L'anno passato in più di 6,60 hanno partecipato a programmi di mobilità in uscita. Corrisponde praticamente al 4,3% degli iscritti contro una media nazionale del 2,2%. L'Ateneo ha promosso in particolare soluzioni per mobilità breve e viaggi di studio, per svolgimento di tesi di laurea, per attività di ricerca di dottorandi all'estero. L'Ateneo è da sempre impegnato nelle attività che mirano a favorire l'accesso a percorsi da parte di studenti e studentesse adeguatamente informati e consapevoli delle opportunità che la formazione universitaria può offrire. Per questo, accanto alle agevolazioni economiche per l'iscrizione e la frequenza ai corsi, la nostra università ogni anno è protagonista di numerose attività di orientamento in ingresso. Le attività più tradizionali, che hanno coinvolto circa 5.000 studenti, gli open days, gli incontri nella scuola, si sono affiancati i cosiddetti percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento e quelli finanziati in ambito PNRR. In questo ambito sono stati offerti complessivamente circa 170 percorsi che hanno visto 2.750 studenti iscritti. Nell'ambito delle attività di orientamento in itinere, che per noi sono altrettanto importanti, per gli studenti iscritti, sono stati finanziati più di 100 assegni di tutorato. Nell'ottica di favorire il benessere degli studenti, nell'anno accademico 2023-24 si è proceduto a una riorganizzazione del progetto denominato Agiatamente, suddividendolo in due componenti principali. Questo è stato necessario in funzione delle sempre più frequenti richieste di servizio di questo tipo. Il servizio di counseling psicologico volto a coordinare tutte le azioni di individuazione del disagio psicologico, appunto, e il servizio Includi, volto a coordinare invece le azioni rivolte agli studenti che presentano bisogni educativi speciali. È stata inoltre confermata la tassazione agevolata per gli studenti DSA, che va a integrare benefici già previsti per gli studenti con profilo a tempo parziale e per gli studenti genitori. La caratterizzazione progressiva della ricerca e la sua dimensione internazionale. Ricerca come base fondante della poi l'attività didattica. È salito a 56 il numero degli studiosi dell'Università di Udine con maggiore impatto nella produttività scientifica. Di questi 21 sono tra i primi 100.000 in assoluto. Questo è quanto emerge da un'indagine annuale ideata dall'Università di Stanford che riguarda il primo 2% di studiosi che si distinguono a livello globale per autorevolezza scientifica in base alle citazioni dei propri articoli scientifici.
Nell'ambito del piano strategico di Ateneo, i dipartimenti hanno proseguito l'attività didattica dedicata ai progetti di ricerca interdipartimentali, in cui abbiamo voluto che ogni dipartimento fosse pivot di un argomento e con la collaborazione in molti casi di tutti gli altri dipartimenti. Questi elaborati per affrontare con un approccio multidisciplinare temi vocazionali per l'Ateneo, ma che rappresentano anche un'opportunità per il territorio. Continuiamo poi a dare impulso allo sviluppo della ricerca scientifica all'interno dello spazio europeo. Nel 2023-2024 i nostri ricercatori e le nostre ricercatrici hanno presentato 193 nuove proposte progettuali alla Commissione europea e ad altri enti finanziatori nazionali e internazionali. Sono 180 i finanziamenti acquisiti nello stesso periodo. Il networking è stato potenziato a livello nazionale sicuramente in virtù della partecipazione all'ecosistema dell'innovazione INEST, che raccoglie tutti i atenei del nord-est, in cui fanno parte anche i nostri Ateneo di Trieste e la SISE, e i 2 centri nazionali, Agritech e quello sulla biodiversità. Si sono altresì rafforzate le relazioni con molte istituzioni scientifiche italiane e con il sistema produttivo. Questi progetti hanno rappresentato anche l'occasione per favorire l'attrattività verso giovani talenti. Sono circa 50 i giovani reclutati tra ricercatori a tempo determinato e dottorandi proprio in quest'ultimo anno. Nel 2023-2024 sono significativamente aumentate anche le opportunità di networking internazionale grazie a 3 progetti finanziati nell'ambito dell'azione Staff Exchanges del programma Marie Sklodowska-Curie. Un importante passo nell'integrazione accademica a livello europeo è rappresentato dall'adesione ad ACROSS, il nuovo progetto di alleanza universitaria transfrontaliera che vede l'Ateneo tra i fondatori. Scopo di questa collaborazione è affrontare insieme le sfide economiche, sociali ed ambientali che caratterizzano le aree di confine, che sono sede dei 10 Atenei consociati che hanno dato vita a questo progetto. L'alleanza, che è promossa dalla Commissione europea, ha una durata quinquennale ed è finanziata con 14,4 milioni di euro. Per noi è anche importante perché abbiamo non solo la sede di Gorizia, ma c'è coinvolta anche Nova Gorizia e in vista di Gorizia 2025 credo che sia una cosa molto interessante. L'Ateneo è altresì coinvolto nel progetto Unita Africa, nell'ambito dei Transnational Education. Coordinato dall'Università di Brescia, è volto a promuovere formazione congiunta, ricerca e cooperazione accademica con istituzioni partner nel continente africano. L'Ateneo pone particolare attenzione all'attrazione di giovani talenti per promuovere lo sviluppo di una nuova generazione di ricercatori. In questa ottica sono state adottate linee guida per attivare la chiamata diretta di vincitori di programmi di eccellenza della Commissione europea e del MOOR, European Research Council e Fondo Italiano per la Scienza prevalentemente, e sono però anche state investite notevoli risorse dell'Ateneo per promuovere la partecipazione a bandi competitivi, specialmente da parte dei giovani ricercatori. Nel corso dell'ultimo anno accademico abbiamo potuto registrare alcuni importanti successi: l'aggiudicazione di un prestigioso ERC Starting Grant e il conseguimento di 2 finanziamenti nell'ambito dell'azione Global Postdoctoral Fellowship del programma Marie Sklodowska-Curie. Queste persone che vedete fanno già parte del nostro staff. Per l'Ateneo un importante punto di attenzione continua a essere la formazione di terzo livello, in particolare l'offerta dottorale, che è costantemente aggiornata grazie al dialogo con gli stakeholder del territorio e in considerazione delle opportunità di finanziamento messe a disposizione del sistema universitario dal Ministero, dalla Regione e con il confinanziamento di soggetti privati. Il 40° ciclo, che è partito quest'anno, include 11 corsi di dottorato amministrati dall'Ateneo, 5 di dottorato amministrati da altre istituzioni scientifiche, Università di Trieste, cito ancora, e in più partecipiamo a ben 11 corsi di dottorato di interesse nazionale. Quindi questo ci porta grosso modo a più di 100 posti banditi, di cui 99 con borsa. Nell'anno accademico 23-24, dato tutta questa attività, possiamo registrare questi numeri qui. La comunità universitaria si è decisamente rafforzata. Oltre agli studenti si aggiungono circa 700 tra docenti e ricercatori, 200 assegnisti di ricerca,
321 dottorati, 548 specializzandi, soprattutto in area medica, e 573 tra dirigenti, tecnici, amministrativi ed esperti linguistici. Fin dalla sua istituzione l'Ateneo si è fortemente impegnato nella terza missione. Un Ateneo come il nostro non può prescindere da questa mission che è diventata istituzionale al pari, come per tutti, di didattica e ricerca. La vocazione dell'Ateneo per il trasferimento tecnologico trova chiaro riscontro nell'attività di brevettazione, che è rappresentata da invenzioni e varietà vegetali. Nel corso del 24 sono state presentate 5 nuove domande di tutela, in linea con la tendenza degli ultimi anni. Però piace ricordare che risulta in crescita la percentuale dei ritrovati attivi attualmente oggetto di trasferimento, quindi il 67%. E questo ha portato a ricavi da brevetti che sono aumentati del 40% e risultano decisamente superiori, circa 4 volte, rispetto al valore medio dell'università italiana. Dal 2002, quando è nato il primo spin-off, al 2023 sono state 47 le imprese nate per valorizzare i risultati ottenuti dalle attività di ricerca dei docenti e ricercatori. Ad oggi ne sono attive ben 34. Per promuovere comunque l'imprenditorialità dei nostri ricercatori e studenti, nell'anno accademico appena trascorso è stata realizzata la Business Plan Competition Startup, in sinergia con le attività di promozione delle start-up dell'ecosistema di innovazione INEST e il supporto della Fondazione Friuli. All'iniziativa hanno partecipato 17 gruppi. Per il terzo anno consecutivo l'Ateneo si aggiudica la medaglia d'argento alla National Competition di Enaxus Italia. Essere sempre secondi qui bisogna che diamo una mossa. Ma ci stiamo organizzando. Questa è una gara universitaria fra idee imprenditoriali, sociali e sostenibili. Ecco, in tema di sostenibilità mi piace ricordare che l'Ateneo aderisce alla rete delle università sostenibili per lo sviluppo sostenibile. In un recente incontro svoltosi a Udine, con il patrocinio della CRUI, a cui hanno partecipato 50 atenei aderenti a questa rete, sono stati definiti i principi cardine di un nuovo manifesto programmatico di come le università possono affrontare la sostenibilità e farla parte dei loro programmi di ricerca e didattici. Il documento rappresenta l'aggiornamento della prima edizione, 5 anni fa, 2019, redatta sempre a Udine, nell'ambito di un evento organizzato dall'Ateneo con la CRUI. Ai temi della sostenibilità è legata anche la ricerca, volta a selezionare varietà di viti resistenti ad alcune malattie fungine, condotta dall'Università di Udine in collaborazione con l'Istituto di Genomica Applicata e i vivai cooperativi di Rauscedo e sostenuta dai finanziamenti della Regione. È dai risultati di questa ricerca che è nato il coinvolgimento dell'Ateneo nel progetto di sviluppo della vigna del Borgo Laudato Si, in collaborazione con il Centro di Alta Formazione, Laudato Si, afferente allo Stato della Città del Vaticano. Sempre in tema di terza missione, sono stati davvero impressionanti i numeri della seconda edizione del Festival Collegamenti, con 5.000 presenze, più di 100 docenti coinvolti, ma quello che è importante è più di 50 incontri divulgativi, 38 laboratori e 10 caffè letterari. Il festival è dedicato all'incrocio di saperi e discipline e in quest'anno ha visto come tema conduttore intelligenze. A Pordenone, questo si è svolto nelle sedi bellissime messe a disposizione dal Comune di Udine, a Pordenone si è invece svolta la quarta edizione di PN Trading Places, Festival dell'Educazione Finanziaria dell'Ateneo, che è nato con il patrocinio del Comitato Interministeriale per l'Educazione Finanziaria ed è organizzato in collaborazione con il Comune di Pordenone. Una cinquantina di appuntamenti per oltre 2.000 presenze che coinvolgevano anche bimbi delle scuole. Nell'ambito delle attività di Cantiere Friuli, che è il progetto dell'Ateneo nato per produrre idee e progettualità per lo sviluppo e una pianificazione strategica del Friuli, da segnalare in particolare la realizzazione della prima edizione della Scuola della Montagna, Dolomiti Friulane, progetto formativo che ha sviluppato a Barcis 12 corsi residenziali, intensive e qualificanti per sostenere la ripresa socio-economica dell'area montana, una delle tante iniziative che dedichiamo a questo importante comparto regionale. Con l'obiettivo di sviluppare risorse a favore di attività di ricerca e formazione dei giovani dell'Ateneo è nata la Fondazione Attilio Maseri, dedicata al compianto accademico e filantropo friulano il cui ricordo è sempre vivo nella nostra comunità.
Per sostenere questo impegno la Fondazione ha dato vita alla Società Agricola Contessa Florio, proprio utilizzando anche parte del lascito, la cui attività si baserà su 3 indirizzi: tradizione, innovazione e sostenibilità, nell'ottica del trasferimento della conoscenza al mondo agroalimentare. Nel 2024 l'Università di Udine ha rinnovato la convenzione con Fondazione Friuli, storico partner dell'Ateneo. Tra i punti principali contenuti nell'accordo: il sostegno alla didattica innovativa e laboratoriale, all'internazionalizzazione e al placement. Continua però l'impegno per il trasferimento tecnologico a favore del mondo agricolo alimentare, in particolare con l'applicazione di tecnologie innovative dell'intelligenza artificiale, cui vi ho già dato qualche cenno. È stato rinnovato anche il protocollo d'intesa con la Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, che ha destinato fondi, ancora un anno, per il sostegno alla ricerca scientifica e al rafforzamento dell'offerta formativa presso la sede goriziana. Numerose sono le convenzioni stipulate con il Comune di Udine, rinnovata la convenzione quadro, si è proceduti alla cessione in comodato gratuito del parco di Palazzo Antonini Maseri, c'è stata l'adesione al primo distretto regionale del cibo, che fa seguito al distretto regionale sul commercio. E poi è stato siglato un importante accordo con il Comune di Pordenone, un accordo di programma. La Regione Friuli Venezia Giulia, che sostiene l'iniziativa, il Consorzio Universitario Pordenone, l'Università di Trieste e ISIA, per la riconversione del Centro Valle in sede universitaria, per rafforzare la presenza universitaria dei nostri atenei a Pordenone. Bene. La predisposizione di spazi sostenibili e più efficienti a supporto della ricerca e delle attività formative è un obiettivo primario dell'Ateneo, anche perché bisogna garantire luoghi adatti allo studio e al lavoro. L'Ateneo ha un parco, piuttosto ormai considerevole per quanto riguarda le aule, i posti a sedere, i laboratori didattici, i laboratori di ricerca che sostengono la didattica, le aree studio e le biblioteche. Nel 2024 è stato completato il secondo progetto di efficientamento incentrato sulla produzione di energie da fonti rinnovabili. Un primo c'aveva sulla sostituzione corpi illuminanti, aveva portato un 20% di risparmio energetico. In questo caso sono stati installati 4 nuovi impianti fotovoltaici che, quando saranno attivi dal 2025, ci faranno risparmiare auspicabilmente 800.000 kW in più rispetto al 2023. E, interessante, ridurremo le emissioni di CO2 di circa 450 tonnellate l'anno. Prosegue a pieno ritmo la costruzione del nuovo Dipartimento di Medicina all'Ateneo. Abbiamo fatto il lick-off, come si dice, siamo arrivati al tetto, non vi presento più un rendering, ma le opere strutturali sono state completate. Questa accoglierà tutti i corsi di laurea del Dipartimento di Medicina in un unico edificio e garantirà spazi adeguati all'avanguardia per le attività scientifiche e didattiche. L'intervento però si colloca nell'ambito di un progetto di più ampio respiro che ha previsto anche il recupero di una parte dell'ex convento. In una di queste cellette ho incominciato la mia attività qualche anno fa, per destinarlo ad attività di tipo residenziale, ricreative e collettive. Il recupero dell'ex convento è sostenuto dalla Regione. La nostra Regione coinvolgerà l'ARDIS, l'Agenzia regionale per il diritto allo studio del Friuli. Bene, mi avvio alle conclusioni, sarà un pochino più lunga del solito però. Pur essendo per me l'ultima cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico come rettore, volgendo ormai al termine il mio mandato, questo è l'ultimo, e non solo per me, ho voluto illustrare in questa breve rassegna i risultati dell'anno accademico appena concluso, considerandolo uno dei 46 finora vissuti nel nostro Ateneo. Non un anno speciale, anche se pur denso di risultati significativi, ma un ulteriore tassello del nostro percorso di crescita. Quanto rappresentato da me, brevemente, racconta di persone, cose e fatti. Dimostra come la nostra università sia divenuta un punto di riferimento per l'alta formazione, una sede autorevole per la ricerca scientifica, un interlocutore consolidato e affidabile per le istituzioni e il sistema economico produttivo. In altre parole, un imprescindibile motore di sviluppo sociale, economico e culturale del territorio, così come tutto il sistema universitario lo è, o lo dovrebbe essere per il paese in cui, ricordo, è nata l'università. Questo non lo diciamo solo noi, me lo dicono i numeri, i fatti, e anche i riconoscimenti nazionali e internazionali che certificano la qualità del nostro operato. È stata l'anno scorso rinnovata la certificazione di qualità europea Excellence in Research, la certificazione ISO 9000 attribuita per i processi amministrativi e,
l'Ateneo ha recentemente ottenuto dal MUR l'accreditamento periodico valido 5 anni, sulla base della relazione finale della commissione di esperti valutatori dell'ANVUR. Devo qui ringraziare il nucleo di valutazione, il presidio di qualità, i corsi di studio, i direttori di dipartimento, il comitato unico di garanzia, con le 400 persone che si sono messe a disposizione per raggiungere questo obiettivo, oltre a tutti quelli che lo fanno giornalmente. Tutto questo è frutto della volontà di perseguire sempre e comunque un obiettivo di miglioramento della qualità del nostro lavoro, dei servizi offerti agli studenti delle nostre strutture, come pure della consapevolezza dell'importanza di una visione strategica del nostro futuro, assumendosi le responsabilità delle scelte che questo comporta. Tutto questo è frutto del lavoro di una comunità, quella comunità che ho l'onore di rappresentare e di cui orgogliosamente faccio parte a quasi 40 anni. Una comunità che opera con determinazione e professionalità per garantire agli studenti, che sono essi stessi parte imprescindibile della nostra comunità, peraltro storicamente coloro che assieme ai docenti diedero vita alle università, garantire i servizi, gli spazi, le condizioni migliori per poter studiare e formarsi e crescere come cittadini e cittadine. Hic sunt futura è il nostro motto, che indica chiaramente come l'Ateneo voglia essere il luogo, evidentemente non solo fisico, dove gli studenti e le studentesse costruiscono il loro futuro, e accompagnarli in questo percorso è un privilegio. Questi sono principi ben espressi nel nostro piano strategico e, come avete visto, stiamo portando a compimento, cercando di tener fede alla visione generale del nostro Ateneo, che vuole mantenere la specificità di un'università sorta per volontà popolare e fortemente radicata nel territorio, essere al tempo stesso però universale nella tradizione accademica classica. I principi ispiratori, i valori, universalità e valore della conoscenza, apertura e pluralismo, libertà e responsabilità, trasparenza, merito, generosità, coraggio, sostenibilità, pari opportunità, inclusione, ma anche i risultati del piano strategico costituiranno l'eredità che metaforicamente trasferiremo a chi mi succederà, assieme alla passione di ognuno di noi per la scoperta, la costruzione del nuovo, al desiderio di ciascuno di dare un contributo personale e disinteressato al rafforzamento della comunità. Se saremo in grado di tenere saldi questi principi e farli definitivamente nostri, cosa di cui ho avuto ampia dimostrazione durante questi ultimi 5 anni, ricordo che come mio collega dopo 4 mesi di inizio del nostro mandato è partito il Covid, potremmo affrontare situazioni come l'incertezza sul futuro dei finanziamenti pubblici, che c'è, fugare i dubbi sul valore della formazione universitaria, è imprescindibile in un paese che voglia essere civile, rafforzare il ruolo dell'università non solo come motore di sviluppo sociale ed economico, ma come luogo di speranza, di pace e di comune impegno civile. Quando si sale su questo palco, in queste occasioni parla il rettore, parlano i rappresentanti del personale tecnico amministrativo, degli studenti, ma attraverso di loro parla una comunità accademica e parla a voi, alle istituzioni, a tutti coloro che comprendono il ruolo e l'importanza della nostra università e sono qui a manifestare il loro sostegno con la loro presenza. E quindi, giunto all'ultimo anno del mio mandato, all'ultima inaugurazione, non mi resta che ringraziare davvero tutti. Il direttore generale, dottor Massimo Di Silverio, mio angelo custode. Il vice direttore generale, cioè angelo custode nel senso che mi stimola, ma mi tiene a bada allo stesso tempo, quindi insomma è stato un bel sodalizio. Il vice direttore generale, i capi area e i responsabili dei servizi dipartimentali, quindi rappresentati da una rappresentanza, una squadra in tuta, e con loro tutto il personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e gli esperti linguistici. I prorettori che mi hanno affiancato, professor Angelo Montanari, ora delegato per la sede di Pordenone, non si è liberato di me, e il professor Andrea Caffarelli, che dopo aver fatto la didattica in periodo di Covid ho promosso, o almeno così gli ho fatto credere, a prorettore. I delegati di area che si sono succeduti in questo periodo, Giorgio Alberti, Monica Anese, Marina Brollo, Agostino Doviera, Alessandro Gasparetto, Alessandro Trovarelli, tutti e due alla ricerca, sembra che sia Alessandro il delegato alla ricerca, e i numerosi delegati di settore. Una squadra, da solo non si fa niente. Se c'è la squadra, bene, allora uno può prendere anche delle decisioni, se no
non si fa nulla. E i direttori e le direttrici degli 8 dipartimenti, grazie di essere qui, quelli che sono adesso, ma anche altri che li hanno preceduti, che mi hanno accompagnato nella prima parte del mio mandato. I componenti del Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, gli organi di governo, assieme al rettore, aiutano il rettore e definiscono la politica dell'Ateneo, e tutto il corpo accademico. E poi i colleghi compagni di viaggio, il rettore dell'Università di Trieste, professor Roberto Di Lenarda, e il direttore della SISSA, professor Andrea Romanino, con un pensiero anche a Stefano Ruffo che ti ha preceduto. La triade, come ci chiamano, non so se sia un complimento o che, ma insomma pare che sia così. Le istituzioni del territorio mi sono rappresentate. In primis la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Presidente ovviamente Massimiliano Fedriga, ma permettetemi un ringraziamento particolare all'assessore di riferimento, Alessia Rosolin, che è sempre vicina a noi, e anche assieme a lei un sentito ringraziamento alla dottoressa Segatti. Un ringraziamento anche agli assessori con cui l'Ateneo si rapporta più frequentemente, in particolare l'assessore Riccardi, l'assessore Zilli, l'assessore Bini, ma in realtà da tutti abbiamo sempre sponda e disponibilità. Poi l'azienda ospedaliera universitaria Friuli Centrale, con il suo direttore generale Denis Caporale. 100 anni sono stati festeggiati poco tempo fa dell'ospedale di Udine e non c'è dubbio, medicina e l'azienda ospedaliera sono intimamente connessi. I comuni di Udine, Gemona, Gorizia, Pordenone, con i loro sindaci, dove l'università trova casa. Tutte le associazioni in categoria sono veramente tante, Confindustria, la Camera di Commercio, Confcommercio, e attraverso di loro con le loro numerose aziende con cui collaboriamo, e gli ordini professionali, non ce n'è uno con cui non abbiamo una convenzione. Le fondazioni bancarie, Fondazione Friuli e il suo straordinario presidente Giuseppe Morandini. E la Fondazione Cario, saluto il presidente, presente anche lui. Le molte autorità militari che sono presenti qui oggi, come sempre, ricordano il nostro legame con l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia di Stato, l'Esercito, gli Alpini e l'Aeronautica e i Vigili del Fuoco. Un ringraziamento particolare va al prefetto Domenico Lione e ai suoi predecessori con cui ho avuto l'onore di interagire. Grazie, questore di Udine, Domenico Farinacci, e al suo predecessore Alfredo D'Agostino per essere sempre stati al nostro fianco, anche nei momenti più difficili. Ed ora un pensiero commosso va a coloro che in quest'anno ci hanno lasciati. I nostri docenti, Franco Cescon, Frederic Mario Fales, Piero Susman, mio professore a Padova. Un giovane ricercatore, troppo giovane ricercatore, Riccardo Braidotti, e 2 giovani specializzandi medici, troppo giovani, Lorenzo Dalì e Lorenzo Santini. I nostri collaboratori, Sara Maranzana, Maurizio Masai, Marinella Tomasetic, e lo studente Mattia Miano, quasi giunto alla fine del suo percorso e che abbiamo laureato alla memoria. Il nostro laureato honoris causa speciale era Gianpietro Benedetti, che tutti ricordiamo come grande capitano di industria, ma qui vorrei ricordare come appassionato ed entusiasta sostenitore dell'importanza della formazione dei giovani, uno con cui era piacevole litigare. Da ultimo un pensiero particolare per il professor Maurizio Fermeglia, che amava profondamente la sua università, l'Università di Trieste, di cui era stato anche rettore. Università che lo ha ricordato come meritava, con un bellissimo e sentito evento. Un collega che credeva nel valore della scienza di chi la coltiva, convinto fautore della coesione accademica, e per me è un amico, è un esempio. Bene, adesso chiederei ai direttori con me di dare inizio a questo anno accademico, e se mi permettete, con gli ideali e i valori su cui poggia questa comunità, dichiaro aperto solennemente l'anno accademico 2024-25 dell'Università degli Studi di Udine, il 47esimo della sua storia. Grazie.
Grazie. Dopo la relazione del Rettore, ora gli interventi dei rappresentanti della comunità accademica. Iniziamo con la rappresentante delle studentesse e degli studenti, Rachele Ughetti, Presidente del Consiglio degli Studenti e componente del Consiglio di Amministrazione. Cara comunità dell'Università di Udine, studentesse e studenti, dottorande e dottorandi, ricercatori e ricercatrici, personale tecnico amministrativo e docenti, magnifico rettore, autorità tutte. In una giornata così importante per il nostro Ateneo non possiamo non riflettere su ciò che in primis questa istituzione dovrebbe rappresentare, il nostro futuro. Futuro della nostra comunità studentesca e del nostro Ateneo, ma anche e soprattutto della nostra società, le cui mancanze, violenze e contraddizioni non siamo più disposti a tollerare. Oggi è una giornata importante, il 25 novembre, e infatti è la giornata internazionale contro la violenza maschile sulle donne e di genere. In questa occasione è doveroso ricordare che è trascorso più di un anno dal femminicidio di Giulia Cecchettin. La sua uccisione ci ha toccato nel profondo e ha visto la comunità studentesca muoversi compatta per dimostrare di non poter più accettare eventi come questo. Giulia purtroppo non è stata l'ultima ad aver perso la vita per mano di un uomo. Da gennaio 2024 ad oggi sono state uccise 96 donne e altre centinaia sono vittime ogni giorno di stalking, molestie e abusi. Queste donne non sono state uccise da immigrati stranieri, come sostenuto dal ministro dell'istruzione Valditara, ma assassinate dal patriarcato. La cultura patriarcale che uccide le donne non prevede distinzioni di etnia, religione e colore della pelle. Accusare le persone migranti di ostacolarne in tutti i modi il loro arrivo in Italia non farà calare questo numero drammatico che vediamo crescere ogni giorno. Ricordiamo inoltre al ministro Valditara e a tutti coloro che si rivedono nelle sue parole che il patriarcato esiste e come. È presente quando una ragazza non si sente libera di potersi vestire come vorrebbe, quando il padre consegna la figlia al marito nel momento di sposarsi, quando una donna si vede respinto il proprio curriculum perché in età fertile, e si potrebbe continuare a lungo. L'imbarazzante slogan "Not all men" rende tutti complici di femminicidio e di violenza sulle donne. Esso risponde a un'insicurezza degli uomini che vorrebbero sentirsi rassicurati che no, non sono tutti colpevoli. Devono forse sentirsi tranquillizzati perché non discriminano le donne o perché non le uccidono? Non essere colpevoli di violenza non è un grande merito, ma è un imprescindibile dovere che va imparato da subito. Bisogna perciò istruire i bambini all'affettività, a partire dalle scuole, in modo che le generazioni future sappiano come gestire delle relazioni sane e imparano ad amare e a prendersi cura delle altre persone. Come comunità studentesca non possiamo però restare indifferenti anche rispetto a quanto accade al resto del mondo. A partire dallo scorso ottobre ci siamo trovati di fronte a un'escalation di violenze nella striscia di Gaza. Da subito il Consiglio studentesco ha voluto dare un messaggio di vicinanza alla popolazione palestinese, vittima di genocidio, approvando all'unanimità una mozione di solidarietà che chiedeva all'università di unirsi al suo appello per un cessate al fuoco immediato e l'adozione di azioni al fine del raggiungimento di una giusta pace. Da quel momento la comunità studentesca non ha mai smesso di organizzarsi, informarsi e mobilitarsi. Di fronte all'aggravarsi della situazione e all'aumentare del numero di vittime civili innocenti, nel maggio scorso abbiamo scelto di interpretare il fermento della nostra comunità rispondendo alla richiesta all'Ateneo, non solo di condannare le violazioni dei diritti umani, ma anche di interrompere ogni progetto di ricerca che possa essere legato all'industria delle armi. Un punto di svolta è stata l'occupazione studentesca di Palazzo Antonini. La rappresentanza ha voluto supportare l'indignazione della comunità portandola ai tavoli istituzionali per ottenere azioni concrete. Grazie allo sforzo collettivo siamo riusciti a ottenere alcuni degli obiettivi che ci eravamo prefissati e l'Ateneo si è aperto al dialogo.
Sono stati stanziati fondi per borse di studio per studenti palestinesi, le cui università sono state rase al suolo e speriamo che queste borse vengano al più presto assegnate. È stata poi avviata dal personale tecnico-amministrativo di Uniud Solidale una raccolta fondi ed è stato organizzato un ciclo di conferenze dal titolo Uniud per la pace, che va incontro agli obiettivi di informazione e coinvolgimento della comunità accademica tutta, in supporto alla causa palestinese. Crediamo che la nostra università debba essere un esempio di etica e impegno civile, un luogo dove la conoscenza diventa strumento di giustizia. Il futuro che immaginiamo per la nostra università poggia le sue fondamenta su un diritto allo studio strutturale e lungimirante. Questa nostra visione non trova riscontro nella scelta dell'Ardis di concedere una fetta dell'ex casa dello studente di Via Ungheria ad un istituto di istruzione privato, secondo una prassi di privatizzazione degli spazi pubblici ormai affermata e di cui abbiamo già avuto molti esempi. Allo stesso modo denunciamo la scelta di completare del pubblico di appoggiarsi continuamente al privato per l'erogazione di qualsiasi servizio. Ricordiamo ancora una volta l'affitto di Casa Burgart, attualmente unica residenza gestita dall'Ardis in centro città, pagata con i fondi del PNRR, una soluzione che invece di ripresa e resilienza porta a mantenimento dello status quo e della disuguaglianza. Questa continua e ormai istituzionalizzata prassi ha portato al completo svuotamento di significato del diritto allo studio garantito dal pubblico. Vuoto che non potrà mai essere colmato dalle convenzioni con bar, convitti ed enti religiosi, già dimostratesi inefficaci e inefficienti. Il futuro che immaginiamo pone alla base dell'università un sistema pubblico che mantenga i luoghi del sapere liberi da interessi privati e accessibili a tutti. Il nostro futuro non prevede un disinvestimento nei fondi alle università. Il nostro futuro non può e non deve essere un capitolo dal quale tagliare all'occorrenza, come invece sembra sottintendere l'ultima legge di bilancio. Il futuro che vogliamo è un sistema dell'istruzione che non si fonda più sul merito e sulla rincorsa all'eccellenza. Nome attuale del Ministero, che accosta il termine merito a istruzione, esprime in maniera esplicita l'idea che il diritto allo studio debba essere guadagnato, piuttosto che garantito come punto di partenza. Noi invece ribadiamo che il diritto allo studio è la base per costruire un percorso di formazione di alto livello e per rendere sempre più solidi i processi democratici della nostra società. Il concetto di merito, così come viene applicato, si basa su un'idea distorta di meritocrazia e legittima un sistema che premia chi proviene da condizioni privilegiate, incoraggiando la rincorsa alla performance, piuttosto che concentrarsi sul processo di apprendimento, che dovrebbe essere il vero cuore dell'istruzione. La riforma del test di medicina, che prevede lo sbarramento all'accesso appena dopo il primo semestre, è solo una delle varie formule che si sono trovate per determinare il futuro dello studente, alimentando la competizione all'interno della nostra comunità. Allo stesso tempo si chiede all'università di sobbarcarsi il problema della carenza di borse di studio, di spazi appropriati e di fondi che permettono un accesso più equo all'alta formazione. A tutto questo si aggiunge la pressione di un mercato del lavoro sempre più ipercompetitivo, che trasforma la formazione accademica in un semplice mezzo per ottenere un titolo di studio. Questa tendenza compromette la capacità delle nuove generazioni di contribuire realmente al cambiamento della società, riducendo una risposta passiva alla richiesta di mercato. Un esempio evidente è l'introduzione dei 60 CFU per l'insegnamento. Questa ulteriore richiesta di crediti con i relativi costi aggiuntivi grava su una classe già provata da sacrifici economici e organizzativi, rischiando di allontanare chi, pur con passione e dedizione, desidera contribuire alla scuola, una delle istituzioni più importanti per il nostro futuro.
Chiediamo a gran voce un'università che supporti davvero l'apprendimento attraverso finanziamenti utili a ridurre la pressione economica sulla comunità studentesca, una didattica flessibile e inclusiva e un sostegno psicologico che non può limitarsi all'aumento di servizi o campagne di sensibilizzazione, ma deve nascere da un ambiente educativo che metta al centro il processo di apprendimento, anziché la sola performance. Solo così l'università potrà essere l'istituzione di reale trasformazione sociale. Ci teniamo infine a ricordare che la frase di massima che contraddistingue la nostra università è un motto latino che recita "Hic sunt futura", che possiamo tradurre come "il futuro si costruisce qui". Ebbene, questa espressione per noi è la sintesi di quello che ogni ateneo dovrebbe impegnarsi a fare: plasmare ciò che saranno le cittadine del domani. E non ci riferiamo di certo alla sola formazione professionale, bensì anche a quella dell'individuo consapevole, davvero libero da ogni pregiudizio, che oltre all'intelligenza logica è stato in grado di sviluppare anche un'intelligenza emotiva. Benché il mondo intero sia purtroppo tutt'oggi messo alla prova da crescenti conflitti armati e catastrofi naturali, vogliamo rinnovare a tutta la comunità studentesca la nostra piena fiducia. Il futuro siamo noi e in quanto tali dobbiamo fare la differenza. Auguro a tutti un buon anno accademico. Grazie. Grazie. Ora il rappresentante del personale tecnico-amministrativo Loris Menegon, che è componente del Senato accademico dell'Ateneo. Magnifico rettore, prorettore, egregio direttore generale, autorità, professoresse e professori, studentesse e studenti, colleghe e colleghi, ospiti tutti. Sono qui oggi a portare il saluto del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario ed esperto linguistico. Non esporrò numeri e statistiche che possono essere stiracchiate e plasmati a piacimento per far apparire veritiere le proprie tesi, ma parlerò di sentimenti e sensazioni e auspici. Tutti vediamo, forse più che negli anni scorsi, l'apparire di nuvole nere all'orizzonte e l'arrivo di venti di Buriana e di Bora. La situazione non è proprio rosea. A livello globale, col cambiamento climatico, l'innalzamento della temperatura e sempre più eventi meteorologici estremi. Con 56 conflitti nel mondo, di cui 2 più prossimi a noi, anche se per l'Ucraina e per la Palestina dovrebbero utilizzare il termine aggressione più che guerra. A livello europeo, in particolare italiano, con un depauperamento della maggior parte della società, con lo svilimento e il degrado dei settori della sanità, dell'istruzione e della cultura, con la letargia dei settori produttivi. A livello sociale, con un sempre maggiore incremento dell'astio e della violenza in tutti gli strati della società e in tutte le età. Sembra quasi di vivere negli anni 10 del Novecento, così ben accennati da Thomas Mann nella Montagna Incantata e così crudemente descritti da Carl Gustav Jung nella sua autobiografia. Anni di forte tensione che sfociarono nella Grande Guerra. Assistiamo inoltre a uno scoraggiante svilimento della condizione umana. I fatti di sangue sono ormai all'ordine del giorno nelle strade di tutte le nostre città. Che dire poi di quei deplorevoli atti di crudeltà che sono i femminicidi? Dall'inizio dell'anno ben 106, una vittima ogni 3 giorni. E ci ricordiamo tutti un anno fa di Giulia Cecchettino, uccisa l'11 novembre 2023. Con l'approssimarsi di venti così forti e neri non possiamo restare immobili. Dobbiamo muoverci e cambiare, in meglio. Cambiare per tutti fonti di disagio e preoccupazione, perché ci fa uscire dalla nostra comfort zone. Ma Siddhartha Gautama, il Buddha, ha detto: non è doloroso il cambiamento, è dolorosa la resistenza al cambiamento. È vero, il cambiamento deve essere condiviso e compartecipato, e se lo facciamo tutti sentiremo meno disagio. L'importante è agire come gruppo, come comunità.
Dopotutto tutti noi cambiamo, naturalmente, fosse altro perché cresciamo, invecchiamo, ma anche maturiamo ed evolviamo. C'è una bellissima parola giapponese, kaizen, che è l'unione di due termini, kai, che vuol dire cambiare, e zen, che significa migliore. Quindi cambiare in meglio, con una leggera sfumatura che indica uno sforzo costante. Insomma, un miglioramento continuo, a piccoli passi. E questo per il nostro Ateneo ha comportato non pochi vantaggi di crescita, nonostante il calo dei finanziamenti. Un calo di finanziamento del 2% sull'FFO, Fondo Finanziamento Ordinario, rispetto al 2023. Una riduzione di ben 1,5 milioni di euro solo per l'Ateneo di Udine. Pesanti tagli che mettono in difficoltà le università, compromettendo le qualità dell'offerta formativa e della ricerca. Ma cambiando, migliorando, sfruttando al meglio le proprie risorse, possiamo raggiungere dei traguardi. Ad esempio l'Università di Udine si è piazzata al secondo posto in Italia nella classifica Censis 2024 tra i 16 atenei statali di medie dimensioni. In questi ultimi 10 anni ho visto l'Ateneo cambiare, evolvere. Non importa se per qualcuno siamo cambiati in meglio e per altri in peggio, ma almeno non siamo rimasti fermi. La maggior parte di noi, personale tecnico amministrativo, bibliotecario ed esperto linguistico, si è messo in discussione e si è messo in gioco in questa grande sfida del cambiamento, anche se devo dire che non a tutti è stato riconosciuto questo sforzo. Anche per questa mancanza di riconoscimento, purtroppo, nel mio piccolo, vedo ancora delle sacche diffuse di resistenza organizzativa in tutti i corpi, docente, tecnico amministrativo, studentesco. Un proverbio cinese recita: quando soffia il vento del cambiamento, ci sono uomini che erigono muri e ci sono uomini che costruiscono mulini a vento. Noi Ateneo, che cosa faremo di fronte a questi venti furiosi di cui ho parlato prima? Erigeremo muri che saranno condannati a cadere miseramente, oppure avremo ancora il coraggio di costruire mulini per noi e per le future generazioni? Grazie. Grazie. Ora passiamo agli interventi istituzionali. Il sindaco di Udine, Alberto Felice De... Bene, bentrovati, è con grande piacere che vi porto tutti i saluti della Giunta Comunale, del Consiglio dell'intera città. Quindi un saluto a tutti gli studenti, i professori, il personale tecnico, amministrativo, linguistico, a tutte le autorità militari, religiose, accademiche e civili. Ecco. E un saluto particolare anche al nostro magnifico rettore, perché il 2024 è la sua ultima, prolusione dell'anno accademico. E a me è già capitato nel 2018, quindi pantarei, il tempo scorre e quindi c'è sempre un cambio. Allora, in questi saluti voglio tentare di dirvi 4 cose. La prima, l'università come comunità di vita. Nel maggio del 2019, come CRUI, abbiamo fatto una convenzione con la CEI, e qui guardo il nostro vescovo, dove abbiamo redatto un manifesto per l'università, dove la CEI e la CRUI hanno fatto un'alleanza di lavorare per una università come comunità, non soltanto di studio e ricerca, ma anche di vita. E questa comunità di vita, varie volte io ho utilizzato la fiaba di Pinocchio per definire l'università come una fata turchina, perché la fata turchina promette a Pinocchio che potrà diventare un bambino. Ecco. E se ci pensate bene, l'università promette agli studenti che se studieranno si laureeranno. Ecco. Allora, in questa metafora del diventare, no, perché è vero che Pinocchio deve diventare un bambino, ma Geppetto deve diventare padre, quindi la storia di Pinocchio è sempre legata alla storia del padre. Allora in pratica, se Pinocchio, che è lo studente, riesce a laurearsi e quindi diventa figlio, ecco che il docente, che è Geppetto,
può diventare padre. E quindi la metafora è che gli studenti sono iscritti a una promessa, quella di diventare laureati, ma alla fine i veri maestri possono essere i professori che conducono questi studenti alla laurea. E l'università cosa fa? Fa la turchina, che deve aiutare questo percorso. Bene, allora se abbiamo definito l'università come comunità di vita e quindi i docenti e gli studenti che insieme all'università vanno verso questo diventare, ecco, allora il secondo punto che volevo dirvi è questo, che il Comune è un partner dell'università nella costruzione di questa comunità di vita, perché il Comune gestisce la comunità civile e quindi noi siamo dei partner con l'università a costruire questa comunità civile. Ed ecco quindi è fondamentale tutto il tema di creare reti e alleanze per sostenere il diritto allo studio. Tanto per dirvi, l'ANCI ha un protocollo d'intesa con la CRUI, ma adesso mi preoccuperò anche di cercare di crearli con il MIUR, ma soprattutto con le regioni, con la conferenza delle regioni, perché le regioni hanno per missione tutto il tema del diritto allo studio, la messa universitaria, la residenza, eccetera. Però molto possono fare anche le città, tutto il tema dei trasporti, l'accesso alle biblioteche, gli eventi culturali, le politiche sportive, le politiche abitative per gli studenti, insomma. Ci sono alcuni comuni addirittura che hanno fatto del welfare generativo, hanno messo insieme studenti e persone anziane per farle sostanzialmente vivere insieme, per cui gli studenti hanno delle camere a affitti più bassi e gli anziani hanno delle persone che passano con loro del tempo e creano e generano quindi relazioni. Il terzo concetto che volevo dirvi è che l'università e il comune possono essere istituzioni non neutrali. Giacomo Lercaro, che è stato archivescovo di Bologna, nell'omelia del 1 gennaio del 68, disse questo, che la Chiesa non può essere neutrale di fronte al male, da qualunque parte esso venga. La sua vita non è la neutralità, ma la profezia. Ecco, io mi ricordo che quando ero rettore ho pensato che l'università non può essere neutrale di fronte all'ignoranza, da qualunque parte essa venga. La sua vita non è la neutralità, ma la ricerca della verità. Adesso che faccio il sindaco, io ci ho pensato e io vi dico che il comune non può essere neutrale di fronte alla povertà, da qualunque parte essa venga. La sua vita non è la neutralità, ma il sostegno alla povertà. E quindi siamo tutti quanti collegati con, missioni non neutrali. Infine, quarto e ultimo concetto. L'Università di Udine e il Comune di Udine, intesa come capitale del Friuli, sono insieme dei volani di cambiamento di un Friuli rivolto al futuro. Noi sappiamo che l'università è rivolta al futuro, sia quando fa ricerca, sia quando forma gli uomini e le donne del nostro futuro. E quindi anche quando fa il trasferimento della conoscenza partecipa alla questione del futuro. E quindi l'università è una culla del divenire, è una fabbrica della conoscenza. Ecco, allora in questa grande missione di scrutare il futuro, l'università rimane una delle realtà chiave sul piano sia civile che del Friuli e non a caso il suo motto lo dice Hic sunt futura. Buon anno accademico, grazie. Grazie. Ora l'assessore al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia della Regione Friuli Venezia Giulia, Alessia Lorosolai. Buon anno accademico a tutti. Hic sunt futura comincia, anzi continua un percorso che l'Università degli Studi di Udine ha iniziato dopo il terremoto a rappresentare in maniera sostanziale, profonda, lungimirante, rispondente quelle che sono le volontà della comunità all'interno della quale si inserisce. Io mi permetterò di fare alcune considerazioni
che si aggiungono alle ampie considerazioni che ho sentito fatte negli interventi che mi hanno preceduta e che si aggiungono a quella che è un'illustrazione molto ampia del ruolo che l'Università degli Studi di Udine, assieme alle altre università regionali, hanno nel nostro contesto, nel nostro territorio, hanno soprattutto in merito a quello che è il futuro che la politica, assieme ovviamente alle università e a tutte le istituzioni, cerca di vedere. Saluto intanto le autorità, le istituzioni, i docenti, gli studenti, i ricercatori, il personale tecnico amministrativo e ringrazio il professor Pinton anche a nome dell'amministrazione regionale per questi 4 anni in cui le nostre strade sicuramente si sono intersecate. Il mio augurio è che abbiano prodotto anche scintille nell'intersecarsi e abbiano saputo produrre idee nuove, ma soprattutto abbiano saputo cogliere il momento particolare nel quale viviamo. L'hanno descritto molto meglio di me coloro che sono intervenuti, ma credo ci siano alcuni aspetti da mettere in evidenza. Noi viviamo in un momento, ho avuto occasione di dirlo all'inaugurazione dell'anno accademico della SITS, in cui la velocità con la quale le cose avvengono non è un dato semplicemente da prendere in considerazione. Io riterrei che la rapidità con la quale le cose avvengono è il dato che caratterizza il momento che stiamo vivendo. Lo caratterizza ovviamente in positivo rispetto alle risposte che possono essere date, rischia molto spesso di non riuscire a dare quella visione di cui io credo l'università debba essere sicuramente prima interprete assieme al ruolo di ognuno di noi. Assieme alla rapidità ci sono sfide nuove, ci troviamo a fare i conti con situazioni, numeri, posizionamenti che in qualche modo vanno a modificare soprattutto e in primis, credo, la nostra struttura sociale, e credo che questo sia il focus quando si parla di comunità, di comprendere esattamente che cosa bisogna o su che cosa bisogna puntare per il mantenimento della coesione e della nostra struttura sociale, nelle sue variazioni, nel modo in cui cambia, del modo in cui rapidamente cambia e quali sono le risposte che possiamo dare. Il professor Pinton ha messo chiaramente in evidenza quali sono gli obiettivi dell'università. L'università investe su qualche cosa di materiale, oltre che su cose materiali, ma investe su qualche cosa di materiale che è la conoscenza. Investe su qualche cosa di immateriale che è quello che costituirà il futuro, quelle che sono le nuove generazioni e quello che costituirà la forza di un territorio, di una comunità, di una società nella sua evoluzione. E il professor Pinton ha messo chiaramente in chiaro altri aspetti. Noi l'abbiamo letto anche dai dati nazionali. Le università italiane cominciano ad essere sempre più attrattive nei confronti degli studenti stranieri. È successo, succede già da molti anni nelle università del nostro territorio, ora i numeri ci pongono davanti anche a delle valutazioni importanti, non solo rispetto alla permanenza degli studenti stranieri e all'attrazione straordinaria, e lo dico subito, degli studenti stranieri, ma ci pongono davanti a riflessioni rispetto al ruolo che noi vogliamo avere rispetto a questi studenti, cittadini del mondo, sicuramente cittadini del mondo, su cui investiamo in maniera importantissima e che molto spesso finiscono con l'abbandonare il nostro paese. Anche questo è un dato che è uscito in maniera importante negli ultimi mesi, mettendoci davanti a quelle che sono le sfide reali che abbiamo nel futuro.
Innanzitutto gli atenei vengono scelti dagli studenti secondo alcuni requisiti. Il primo è sicuramente la reputazione accademica. Le università del nostro territorio su queste si muovono in maniera puntuale. Sulle opportunità di lavoro offerte dal territorio e la collaborazione con le aziende, le parti sociali, le parti datoriali, tutto il contesto nel quale si sviluppano dimostra che non solo da queste sono nate, ma verso queste guardano. Si basano sicuramente sulla riduzione dei costi di frequenza, con un appunto legato sicuramente alle borse di studio e sull'opportunità degli alloggi. Ecco, la reputazione accademica, l'Università di Udine è sicuramente un'eccellenza, un polo universitario all'avanguardia, un orgoglio regionale per la sua storia, ma anche per ciò che è stata in grado di produrre. Opportunità di lavoro, l'abbiamo già detto, la connessione con il territorio ci dimostra che i dati sul lavoro del Friuli Venezia Giulia, che sono dati sotto gli occhi di tutti con segni positivi davanti, sono anche il frutto degli investimenti fatti attraverso il sistema dell'università. L'altro è il diritto allo studio. Allora vorrei dirlo per evitare che magari all'interno di qualche resoconto dell'inaugurazione dell'anno accademico questo non emerga. La Regione Friuli Venezia Giulia garantisce il 100% delle borse di studio ai meritevoli e bisognosi. Quando di bisognosi si parla di famiglie, anzi di studenti con famiglie che hanno un ISEE che supera i 27.000 euro. Lo dico perché anche gli interventi rispetto alla disponibilità degli alloggi sono alcuni degli aspetti sui quali negli ultimi anni abbiamo investito in maniera importante. La sede di Viale Ungheria non è stata data a un ente privato, è stata data a un'associazione riconosciuta di alta formazione artistica e musicale. Assieme agli interventi su Casa Burgart non potevamo farne altri perché questo il PNRR imponeva. Abbiamo già, l'ha illustrato perfettamente il Rettore, investito soldi di risorse pubbliche per posti pubblici per gli studenti dell'Università di Udine a Piazzale Colbe, ad andare a completare il polo medico. L'abbiamo fatto a Pordenone, dove a proposito di altre sedi territoriali della nostra università, dove andiamo a rimettere in piedi un intero quartiere per dare in primis risposte al diritto allo studio e al diritto di residenza degli studenti universitari. La Regione Friuli Venezia Giulia investe sull'Università di Udine, sull'Università di Trieste, sulla Sissa e sui 2 conservatori regionali, e io credo, e questo è il dato più importante sul quale mi soffermerò, che quello che la Regione Friuli Venezia Giulia investe sull'università e quello che la Regione investe sulla scuola del Friuli Venezia Giulia siano i suoi spazi di autonomia meglio applicati all'interno di quello che è il bilancio, la finanziaria regionale. Sono gli spazi nei quali la Regione Friuli Venezia Giulia, con i fondi che mette a disposizione, riesce a fare la differenza e a garantire non solo la qualità del sistema scolastico, ma la qualità del sistema universitario. Non mi capita spesso e cerco di non farlo, ma la Regione Friuli Venezia Giulia in programmazioni puntuali, non solo quelle del 22-24 che si sta esaurendo, ma in quella del 25-27 ha già inserito tutte le risorse in accordo con le università, le 3 università regionali e quindi anche con l'Università
di Udine, perché le spese correnti, le infrastrutture, l'edilizia, le premialità, la perequazione tra le varie università venga garantita non solo nella misura in cui è stata garantita tra il 22 e il 24, ma venga aumentata con la disponibilità di risorse importanti e sempre maggiori, che hanno consentito anche i risultati che correttamente il professor Pinton ha dato con le misure del Fondo Sociale Europeo e di altri fondi di cui abbiamo di cui siamo a disposizione. C'è, ed è l'unico punto sul quale mi soffermerò, e poi augurerò a tutti un buon anno accademico di nuovo, è il dato del contesto nel quale noi ci troviamo. Il dato che abbiamo avuto tutti modo di leggere sul numero dei laureati che abbandonano questo territorio rispetto al tema della ricostruzione del sistema sociale, credo sia una delle sfide che abbiamo davanti. Noi non dobbiamo far credere ai giovani che non hanno altra scelta che andare a studiare, a perfezionarsi e a lavorare e a vivere all'estero. Noi su questo dobbiamo essere severi e puntuali, non solo per le risorse che la comunità e che ognuno di noi ha investito nella formazione, nell'alta formazione, nell'eccellenza che questi giovani portano all'estero, non solo perché ne abbiamo bisogno, non è un dato utilitaristico immaginare che le nostre aziende, il nostro tessuto produttivo ne hanno bisogno, ma perché ne va del futuro dell'intera comunità regionale. Il dato demografico, che è qualcosa a cui si è accennato per qualche anno e che è rimasto sempre alla base di molti degli interventi che venivano fatti, è un dato allarmante, che se non invertito, e su questo ci sono molti modi di invertirlo sui quali lavorare, mette a rischio il mantenimento della società così come la stiamo vivendo. La crisi demografica, assieme al progressivo invecchiamento della popolazione, stanno colpendo sicuramente il lavoro, l'occupazione, la scuola, cominciano a colpire le università, se non fosse per l'attrattività e per la capacità che le università hanno di attrarre capitale umano da fuori, ma colpiscono il welfare, colpiscono le pensioni, colpiscono quello stato sociale che ha consentito alla nostra comunità di diventare e di essere ciò che è oggi. Davanti a queste sfide il mio augurio per il nuovo anno accademico, il mio augurio per le università del Friuli e Venezia Giulia è quello di comprendere, di sapere perfettamente che sono patrimonio fondamentale di idee, il nostro patrimonio immateriale di sfide che ci dobbiamo porre e che vogliamo vincere tutti assieme, sicuramente la Regione Friuli Venezia Giulia in maniera puntuale e costante alla luce di quelli che sono i nostri obiettivi. Per cui buon anno accademico a tutti e professor Pinton, grazie per la collaborazione, grazie per i suggerimenti, grazie per le idee che in questi 4 anni abbiamo avuto l'opportunità di condividere. Grazie, la cerimonia prosegue con la Lectio Magistralis del direttore generale aggiunto della FAO Maurizio Martina, intitolato Obiettivo Fame Zero nel 2030, stiamo perdendo la sfida all'insicurezza alimentare al tempo delle policrisi. Buon pomeriggio a tutti, grazie di cuore per questo invito, grazie al magnifico Rettore, un saluto a tutti voi presenti, ai professori, alle studentesse e agli studenti, al personale, ovviamente a tutte le autorità presenti.
Sono onorato di essere qui, cercherò di rubarvi pochi minuti per provare a raccontarvi qual è la sfida che abbiamo di fronte in questo mondo complicato quando ragioniamo di insicurezza alimentare, di sicurezza alimentare, di lotta alla fame e di grandi questioni che attraversano questo tema urgente, tanto più urgente nella fase difficilissima che stiamo attraversando. Io sono sempre stato affezionato a una massima. I popoli, al pari degli individui, possono quello che sanno. E mi è sempre piaciuta tanto, l'ho sempre usata, è sempre stato un riferimento. Peccato che non sia così, che troppo spesso i popoli, al pari degli individui, gli individui come i popoli, anche se sanno, o non fanno o non possono fare. E questo ha molto a che vedere con la sfida dell'insicurezza alimentare oggi, con i grandi temi e le grandi contraddizioni che attraversano la questione alimentare globale. Penso che sia importante rifletterci, tanto più quando ci troviamo in una università che ha, per sua funzione, per sua natura, l'obiettivo di aiutare il capitale umano, le esperienze personali, la comprensione dei grandi fenomeni che attraversano la nostra vita. E è bello anche pensare che appuntamenti come questi, che lanciano un anno accademico, possano dare in qualche modo una mano anche a leggere la realtà un pochino oltre i propri confini territoriali o di competenze, e quindi spero di potervi aiutare in questo partendo da un dato di fatto. La comunità internazionale nel 2015 si è data questa importante agenda, l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. È un altro mondo rispetto ad oggi, anche se non è passato molto tempo. 17 obiettivi, 169 target, un programma ambizioso fatto per le persone, il pianeta, la prosperità. Diceva persone, pianeta, prosperità, 3 grandi P, che in qualche modo fissavano l'idea di un mondo migliore. 193 paesi approvano questa agenda, l'intero consesso delle Nazioni Unite sostiene questa agenda. L'agenda è ancora oggi una guida, o dovrebbe essere una guida, perché nel frattempo il mondo è cambiato molto. L'agenda ci dovrebbe aiutare a qualificare un po' tutti i nostri atti pubblici e privati nel senso di un equilibrio superiore dal punto di vista della sostenibilità, per usare Papa Francesco, la sostenibilità integrale, quella sociale, economica e ambientale. Anche qui bisogna usare il condizionale, perché purtroppo la realtà dei fatti è andata altrove, e oggi quegli obiettivi del 2015, se in quegli anni sembravano obiettivi al 2030 tutto sommato alla portata, oggi sono più lontani di qualche anno fa. E questo è ancora più vero per l'obiettivo 2, l'obiettivo fame zero, l'obiettivo fondamentale per chi come noi lavora su questo con i governi tutti i giorni. Che cosa è successo? Certamente è vero che se guardiamo l'orizzonte storico, diciamo, della nostra analisi sui temi dell'insicurezza alimentare, il mondo ha conosciuto una progressiva diminuzione della povertà alimentare, soprattutto in alcuni contesti decisivi. Ne cito 2 per essere veloce: il Brasile e la Cina. Sono 2 grandi paesi che hanno conosciuto epoche incredibili di povertà estrema e di povertà alimentare oltre ogni ragionevole comprensione. Sicuramente in questi contesti, come in altri, abbiamo assistito in questi anni a un lavoro di emersione dalle soglie più devastanti di insicurezza alimentare a soglie differenti. Da quando la FAO ha cominciato a misurare la fame nel mondo, abbiamo attraversato sì un lento e progressivo miglioramento
della situazione che ha portato, pensate un po', dagli stimati 920 milioni di affamati del 1970 ai 785 milioni di affamati degli anni 2000, dei primi anni 2000. Da allora però noi abbiamo assistito ad una stasi, ad un peggioramento della situazione, fino al 2005, quando ancora una volta purtroppo i numeri, le statistiche ci hanno detto che il numero degli affamati nel mondo aveva superato gli 800 milioni di persone. Tra il 2005 e il 2015 si sono avuti 10 anni di progressiva riduzione della fame. Il mondo sembrava sì incamminato su un percorso positivo e virtuoso e questi numeri erano addirittura scesi sotto la soglia dei 600 milioni di persone. Erano più o meno gli anni in cui, ad esempio, in questo paese noi preparavamo l'Expo di Milano. Deborah, te lo ricorderai, tanti di voi se lo ricorderanno, e sembrava che noi fossimo seriamente incamminati su un percorso di raggiungimento di quell'obiettivo fame zero al 2030. La situazione si è completamente rovesciata negli anni immediatamente successivi, fino ad arrivare al punto di rottura più drammatico per noi, che ha coinciso con la pandemia, con il Covid. Purtroppo la pandemia e il Covid è stato un acceleratore formidabile di disuguaglianze, anche quando ragioniamo di insicurezza alimentare. Tanto da farci affermare oggi che il tasso di aumento della fame negli ultimi 4 anni, quindi sostanzialmente da quando abbiamo vissuto quel dramma ad oggi, il tasso di aumento della fame di questi ultimi 4 anni non ha avuto precedenti nella storia recente del mondo. E oggi noi abbiamo di fronte una situazione dove, dati del 2023, una persona su 11 nel mondo e una su 5 in Africa sono colpiti dalla fame. È come se il mondo fosse arretrato di 25 anni nella lotta all'insicurezza alimentare, esattamente riportando le lancette dell'orologio a quell'inizio del millennio dove in qualche modo noi però arrivavamo da una tendenza a diminuire di questi numeri. Che cosa è successo in tutto questo? Noi diciamo policrisi, no? Tanti studiosi parlano dell'effetto di crisi che si sovrappongono e producono delle conseguenze che sono multiple rispetto alla semplice sommatoria delle singole crisi. Questo si vede benissimo nella insicurezza alimentare globale. Il combinato disposto di più crisi ha generato un cortocircuito molto pericoloso. E io direi che in particolare quando ragioniamo di fame nel mondo noi dobbiamo avere di fronte sostanzialmente quelle che noi chiamiamo le 3C della crisi alimentare globale oggi. Le conseguenze di medio-lungo periodo di uno shock asimmetrico globale come la pandemia, che ha avuto effetti devastanti sul piano anche economico-sociale, oltre che su quello squisitamente sanitario, i conflitti e le guerre. È inutile che noi mettiamo la polvere sotto il tappeto, i conflitti e le guerre continuano ad essere la principale causa di fame nel mondo e oggi, ahimè, è tanto più vero rispetto a qualche mese fa, vorrei dire, ahimè. E il cambiamento climatico, il clima. Quindi le 3C della crisi alimentare globale, Covid, conflitti e clima. La pandemia ha colpito già sistemi alimentari, agricoli fragilissimi, anche quando questi sistemi hanno dovuto fare i conti con il tema degli approvvigionamenti alimentari e i suoi effetti concatenati anche sui temi più strettamente legati alla tenuta di questi sistemi sono stati pesantissimi. Si calcola più o meno che 100 milioni di persone siano entrate nell'area dell'insicurezza alimentare a causa della pandemia
E ci sono appunto delle concatenazioni che non si vedono subito, ma che si capiscono un attimo, se ci si riflette un po'. Pensate anche solo al rapporto Covid, crisi energetica e all'impatto di questo rapporto sulle inflazioni alimentari in paesi dove un aumento dei costi energetici produce immediatamente un aumento di beni di prima necessità. Il caso, ad esempio, di tanti paesi africani. Mi viene in mente il prezzo del pane in alcuni paesi del Nord Africa è strettamente legato, immediatamente legato al combinato disposto di questi effetti. Crisi energetica altrove impatta in queste realtà e produce una conseguenza devastante verso milioni di persone. Dicevo prima, le guerre rimangono la principale causa della fame. È cambiato il secolo, sono arrivati i droni, i satelliti, ma purtroppo le guerre sono fatte ancora di trincee, di sfollati, le guerre sono fatte ancora di povertà e le guerre sono fatte ancora di strumenti che vengono utilizzati anche quando nei conflitti si utilizza il cibo come strumento di guerra. E questo purtroppo devasta ulteriormente la situazione. È stato detto prima anche da altri, il numero dei conflitti è aumentato vertiginosamente nel mondo e noi non possiamo dimenticarcene. Poi sì, la crisi climatica con il suo portato strutturale ovunque, ma in particolare nelle realtà, nei sistemi agroalimentari più fragili. La crisi climatica che mette a repentaglio il patrimonio di biodiversità globale, la crisi climatica che estremizza sempre più frequentemente gli eventi atmosferici tra inondazioni e siccità. Siamo all'estremizzazione appunto di questi fenomeni, l'aumento delle temperature che modifica i cicli di vita della natura e muta anche le agricolture. Ne sappiamo qualcosa, non produciamo più quello che producevamo fino a qualche tempo fa e saremo costretti a non produrre probabilmente più quello che producevamo fino a un po' di tempo fa, perché è cambiato il contesto, il campo di gioco, è come se giocassimo una partita su un altro campo. E è la crisi climatica che incide sulla vita di milioni di persone. E credo che questo vada detto in maniera molto forte, soprattutto in Italia, soprattutto nel cuore del Mediterraneo, perché questa è una delle aree, come sapete, dove in maniera più evidente questa estremizzazione, questo portato della crisi climatica si fa dato costante. Il Mediterraneo è un osservato speciale della grande discussione globale sul clima, perché qui probabilmente noi abbiamo il laboratorio anche climatico-naturalistico più, come dire, delicato e più pericoloso, o tra i più pericolosi di tutto il mondo. Provoca effetti dirompenti e lo vediamo drammaticamente anche a casa nostra, ma immaginate che cosa vuol dire questo in realtà ancora più fragili. Pensate che cosa vuol dire gestire una risorsa fondamentale per la vita come l'acqua in regioni come il Sahel, dove magari arrivi da 5-6 stagioni di siccità, 5-6 stagioni di siccità una dietro l'altra, che cambiano completamente il contesto e mettono in discussione i fondamentali della vita di milioni di persone. Pensate che cosa vuol dire maneggiare con cura una materia come il suolo fertile in un contesto come questo, sapendo che quando il suolo si degrada ed erode, per ricostruirne la risorsa ci vogliono migliaia e migliaia d'anni spesso. Ma pensate anche all'impatto di fenomeni sociali incredibili. Ne cito uno su tutti, le migrazioni. Ma attenzione, non solo le migrazioni esterne, noi siamo abituati a ragionare di migrazioni esterne perché siamo ricettori o potenziali ricettori di queste migrazioni. Io parlo delle migrazioni interne
ai paesi più colpiti da questi fenomeni. Sono grandi spostamenti di massa, di milioni e milioni di persone, centinaia di migliaia di persone, che rischiano di sconvolgere anche gli equilibri tra urbano e rurale in contesti già delicatissimi. E dentro questo scenario si inseriscono quelli che tanta scienza chiama i megatrend. Uno su tutti, a proposito di sicurezza alimentare e insicurezza alimentare, l'iperurbanizzazione dei nuovi contesti. Se uno va in Africa e vede come stanno cambiando le grandi città africane, capisce che siamo a un altro schema, anche quando ragioniamo urbanisticamente delle città. Non sono un tecnico, ma ho visto abbastanza nuove città di queste realtà per dire che siamo a un'altra dimensione. E dentro lì si cela una delle grandi sfide della sicurezza alimentare che verrà. Uno spostamento di massa, una trasformazione del rapporto rurale-urbano in queste realtà cambia completamente lo schema dentro cui noi dobbiamo lavorare se vogliamo garantire sicurezza alimentare per milioni e milioni di persone che sempre di più vivranno in quelle città e non in quelle campagne. Probabilmente avremo campagne sempre più povere, città altrettanto povere, forse ancora peggio, in contesti completamente diversi. Ecco, vorrei dire, mai dimenticare che la mappa globale della fame si sovrappone esattamente alla mappa dei conflitti e alla mappa della crisi climatica. Se uno vuol vedere dove va la fame nel mondo deve seguire quelle due vie lì perché intrecciano inevitabilmente la questione. E mai dimenticare anche che la mappa della fame si sovrappone a quella del debito di questi paesi, perché ancora una volta il tema è un tema di disuguaglianze, di povertà e di rapporto tra povertà, fame, debito, in questo caso debiti pubblici, di paesi che difficilmente riescono a sostenere politiche di uscita dalla fame se non hanno le risorse per mobilitare e attivare azioni. È un nesso stringente questo e i sistemi agricoli e alimentari sono un po', vorrei dire, l'epicentro di queste trasformazioni. E sono al tempo stesso, se pensiamo alla crisi climatica, vittime e carnefici. Lo diciamo spesso. Sono vittime perché è una delle componenti, ahimè, di danni e perdite più devastanti dell'effetto della crisi climatica lo si ha naturalmente su un'economia a cielo aperto come l'agricoltura. E c'è poco da proteggere quando tu sei di fronte a sconvolgimenti del genere. Si apre un grande capitolo su come intervenire per proteggere un'economia che per sua natura ha delle caratteristiche particolari come quella appunto agricola e alimentare. E al tempo stesso però i sistemi agricoli, i sistemi agroalimentari sono anche, se volete, carnefici in qualche modo, perché sappiamo benissimo che una parte importante delle emissioni di gas serra vengono prodotte anche dai sistemi agricoli e alimentari. Anche qui, attenzione, bisogna avere la capacità di distinguere. Non tutti i sistemi agricoli e alimentari. Non si può trattare allo stesso modo chi produce nel nord del mondo con chi produce nel sud, ma anche dentro i nord e ai sud ci sono modelli e modelli. Un fatto è certo, una componente significativa delle emissioni è generata certamente anche dai sistemi agricoli e alimentari, da certi sistemi agricoli e alimentari. Allora, appunto, agricoltura e alimentazione sono l'epicentro di queste trasformazioni e sono un po' appunto lo snodo anche, se volete, dal mio punto di vista, sia dell'impatto della trasformazione climatico-ambientale, ma dall'altra parte sono anche un gigantesco laboratorio in negativo e in positivo, io dico in positivo più che in negativo se lo vogliamo, di un altro grande fatto che è la rivoluzione tecnologico-digitale. Ci sono le 3C, appunto, conflitti, clima, guerre, ma oltre le 3C ci sono anche grandi paradossi
che hanno a che vedere proprio con il tema della disuguaglianza nei sistemi agricoli e alimentari. Sempre Papa Francesco diceva paradossi dell'abbondanza. Sì, i sistemi agricoli e alimentari sono il cuore di questo paradosso. Basta citare due estremi, no? Sprechiamo un terzo del cibo che produciamo, mentre abbiamo 2 miliardi e 800 milioni di persone ogni santo giorno su questa terra e non possono accedere a una dieta equilibrata. Sprechiamo, abbiamo milioni di affamati, non richiamo numeri, li ho detti più o meno prima, e però al tempo stesso crescono in maniera sensibile, soprattutto alle nostre latitudini, problemi legati all'obesità e conseguenti costi sugli impatti dei servizi sanitari, pubblici e privati, individuali e collettivi. E noi siamo al centro di questa partita. Dicevo, le contraddizioni sono profonde. Io aggiungerei queste a proposito di disuguaglianze. Quando ragioniamo di sistemi agricoli e alimentari, di policrisi, di sicurezza alimentare, dobbiamo sempre avere davanti un fatto: le catene del valore dei sistemi agricoli e alimentari storicamente sono catene sbilanciate. Qui ci sono fior di economisti che probabilmente possono spiegare meglio di me che cosa significa una catena del valore in un sistema agroalimentare, con gli anelli deboli della catena schiacciati dagli altri, con rapporti di forza molto complessi. Ci sono dentro grandi questioni legate alle modalità organizzative di questi sistemi, alla natura stessa delle imprese in questi settori, ma rimane un fatto che spesso, troppo spesso, i prezzi risentono strutturalmente di questo equilibrio e sempre più frequentemente non consentono, in particolare ai produttori, al primo anello della catena, agli agricoltori, ai pescatori, agli allevatori, di trovare la giusta remunerazione. E anche i mercati, se ragioniamo di mercati, quando ragioniamo di sistemi agricoli e agroalimentari, hanno bisogno di più regole, di regole più forti, di regole più giuste. Sicuramente non hanno bisogno di nuovi istinti protezionistici. Anche quando ragioniamo di mercati agroalimentari e di scambi di materie prime, sinceramente credo che quando emergono istinti protezionistici e ragioniamo di sicurezza alimentare, a pagare il prezzo più caro sono sempre gli anelli più fragili di queste catene. Al dunque, ci si muove lungo una direttrice che è quella di difendere, proteggere, ma poi alla fine dei conti questa protezione, questa difesa non c'è. E la storia economica recente, secondo me, ci dice che ogni tornata protezionistica in realtà ha prodotto più danni che benefici. E questo ha molto a che vedere con la nostra questione, la questione di garantire più sicurezza alimentare, soprattutto per le persone più fragili. E aggiungerei un aspetto: il ruolo della finanza dentro questo grande tema legato alla insicurezza alimentare di milioni di persone. Sicuramente noi abbiamo bisogno di regolare meglio il rapporto tra finanza e sicurezza alimentare. Uso un titolo molto semplice per provare ad accelerare. Siamo prossimi al Natale, direi che il 90% di noi più o meno cascherà a vedere Una poltrona per due ancora una volta. E a me interessa solo dire che le speculazioni finanziarie sui beni agricoli primari non sono solo un fatto cinematografico, sono una realtà che non fa bene all'economia reale. I future estremizzati, soprattutto quando maneggiamo beni che io definisco comuni come i beni agricoli primari, non fanno bene al dunque a milioni di persone. La distanza spesso che c'è tra quei prezzi finanziari e l'economia reale è abissale e molto spesso chi tratta i primi non ha mai visto i secondi. E questo problema è un problema di equità, di equilibrio che dobbiamo risolvere.
ed è uno dei temi fondamentali se vogliamo ragionare di nuovi equilibri e di sicurezza. Abbiamo un tema di regolare meglio questo rapporto, anche perché dall'altra parte noi abbiamo bisogno, per lavorare sui temi della sicurezza alimentare, di buona finanza. Io lo vedo dal lavoro che faccio in FAO: senza la finanza non fai nulla. Cioè senza la mobilitazione di risorse pubbliche e private al servizio di questi obiettivi non si fa con le chiacchiere, nemmeno le mie. E però vi pongo un tema: oggi facciamo le COP, attraversiamo le grandi discussioni sul cambiamento climatico, sui danni, le perdite, i fondi finanziari che devono servire ai paesi emergenti per cambiare gli impatti. Ecco, fatto 100 quello che noi impegniamo in termini di pledge, di promessa sulla finanza climatica, solo il 4% si riferisce alla trasformazione dei sistemi agricoli e alimentari. È troppo poco. È troppo poco. Non è possibile che si trasformino sistemi agricoli e alimentari se la finanza climatica al servizio di questa trasformazione è di queste dimensioni. Non ce la faremo mai così. E onestamente penso che anche gli esiti dell'ultima COP, purtroppo da questo punto di vista, non ci danno grandi segnali. Dentro questo quadro difficile, mi avvio a concludere, io voglio, proprio perché felicemente sono in una università, voglio però anche dire che accanto appunto a tante fragilità ci sono anche delle luci e delle opportunità e delle cose che dobbiamo riconoscere e valorizzare. Sicuramente la scienza, l'innovazione sono una grande occasione, bisogna dirlo. La scienza e l'innovazione, questa stagione legata anche al potenziale cambiamento possibile determinato dalla rivoluzione dei dati, ci può consentire di provare sul serio a costruire modelli dove si spreca di meno e si produce meglio. E noi abbiamo, accanto a un elenco sterminato di cose che non vanno, anche però tanti buoni esempi che ci dimostrano che un'applicazione intelligente, corretta, equilibrata, socialmente desiderabile, per dirla alla Alex Lang, di un cambiamento anche tecnologico digitale aiuta e può essere una chiave di volta di questa storia. Lo dico pensando anche a tante esperienze dei paesi più fragili, ma lo dico anche pensando a tanto lavoro che si è fatto nel campo scientifico e della ricerca. Se penso ad esempio, ne parlavamo prima, alla ricerca genetica vegetale sostenibile di ultima generazione che noi oggi possiamo avere di fronte per provare ad esempio ad aiutare ad avere colture più resistenti al cambiamento climatico, lì c'è una grande occasione per compiere questa trasformazione. Ancora una volta, e questo vale a maggior ragione, se volete, per l'utilizzo dei dati. Nel nostro lavoro una delle componenti fondamentali è tutta l'attività di prevenzione delle grandi crisi. Se utilizzi al meglio i dati puoi provare a costruire dei sistemi che monitorino e anticipino gli effetti di alcune grandi crisi. Quindi diventa decisivo lavorare su questo fronte, ma ancora una volta il tema, anche qui mi permetterete, è un tema di accesso, di uguaglianza all'accesso di queste risorse, e si apre un altro dibattito: le proprietà, le funzioni pubbliche, la regolazione tra interessi privati e responsabilità pubbliche, anche nell'utilizzo di questa grande trasformazione epocale. E ancora una volta i sistemi agricoli e alimentari sono un po' non gli unici, ma certamente tra gli epicentri di questi cambiamenti. Quindi io dico questo in conclusione: in un momento delicatissimo come questo, con un mondo appunto che ha di fronte a sé la combinazione di queste crisi e non ha trovato ancora un equilibrio,
Noi abbiamo bisogno di chiarire, secondo me, ancora di più il ruolo fondamentale delle istituzioni ad ogni livello. Vale per una realtà locale come per il grande contesto globale. Nel contesto globale, il contesto che ho in qualche modo la fortuna di frequentare da un punto di osservazione particolare come quello della FAO, mi sento di dire che il multilateralismo è in crisi, perché l'impalcatura multilaterale che il mondo si è data dopo la Seconda Guerra Mondiale certamente stride oggi, non fa i conti con le novità che il mondo ha generato. Quindi sì, il multilateralismo è in crisi, ma la risposta a questa crisi non è abbatterlo, è riformarlo. Perché se non c'è uno spazio e se non ci sono degli strumenti dove mettiamo a fattor comune competenze, responsabilità, risorse, la convinzione che ho, ed è l'unica convinzione che ho, è che anche quando ragioniamo di sicurezza alimentare, di insicurezza alimentare, nessun paese, per quanto grande sia, basta se stesso. Nessun paese, anche per quanto grande e forte si dimostri, basta se stesso, perché la concatenazione di queste crisi, gli effetti indotti, le dinamiche sono talmente grandi che è il mondo il nostro campo di riferimento. Quindi, in definitiva, se uno vuole pensare alla sicurezza alimentare, non può che pensare a una rinnovata stagione di multilateralismo. Dirlo adesso sembra quasi una bestemmia, perché tutta l'agenda della nostra contemporaneità spinge altrove, spinge verso i rapporti di forza bilaterali, spinge verso come dire, le dinamiche uno a uno, non molti a molti. Ecco, invece io dico che tanto più perché siamo in una situazione storica come questa, noi abbiamo bisogno di rimettere al centro di una comune interesse d'azione questa esperienza degli spazi multilaterali come unici spazi possibili dove provare non tanto ad affermare solo le proprie buone ragioni, ma trovare davvero buone soluzioni comuni. Grazie a tutti, grazie e buon anno accademico. Grazie al direttore Martina. Ora il professor Stefano Grimaz che terrà la prolusione intitolata Resilienza, una sfida per lo sviluppo sostenibile. Stefano Grimaz è titolare della cattedra UNESCO in sicurezza intersettoriale per la riduzione dei rischi di disastro e la resilienza dell'Ateneo. Magnifico Rettore, signor Direttore Generale Aggiunto della FAO Martina, Assessore regionale Rosolén, signor Sindaco, autorità civili, meritali e religiose, accademiche, colleghe e colleghi, personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, studentesse e studenti, signore e signori. Consentitemi prima di tutto un sentito ringraziamento al Magnifico Rettore per avermi invitato a tenere la prolusione sui temi della cattedra UNESCO di cui sono titolare. Resilienza, un termine oggi diffusamente usato non solo in ambito scientifico ma anche nel linguaggio quotidiano. Le crisi che negli ultimi anni, la pandemia Covid-19, gli eventi estremi legati ai cambiamenti climatici, i recenti conflitti e le gravi recessioni economiche hanno messo e stanno mettendo a dura prova persone, comunità e istituzioni, rendendo la resilienza un elemento fondamentale per affrontare e superare le difficoltà. Ma qual è il suo significato e più in generale quali sono i concetti ad esso associati? L'uso del termine resilienza ha attraversato un lungo percorso evolutivo che ha progressivamente portato a un ampliamento del suo ambito concettuale, abbracciando diverse discipline e acquisendo nuove e diversificate interpretazioni in relazione allo spettro applicativo.
Oggi il termine è utilizzato diffusamente nelle scienze ambientali e sociali, nell'ecologia e nell'ingegneria, ma è impiegato ad esempio anche nei campi della ricerca operativa, del management, del computer science, del business, dell'economia e della psicologia. Si tratta dunque di un concetto che mostra una spiccata natura multidisciplinare e non presenta unicità di definizione e interpretazione. Pur in tale diversificazione è tuttavia possibile cogliere una base comune, sintetizzabile nella capacità di un sistema di far fronte a perturbazioni e cambiamenti e mantenere la sua funzione. La resilienza ha assunto specifica rilevanza nell'ambito delle più recenti politiche delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, per l'adattamento ai cambiamenti climatici e per l'urbanizzazione. Ed è da questa prospettiva che mi accingo a sviluppare alcune riflessioni. Il concetto di resilienza rappresenta un punto cardine dello sviluppo sostenibile perché contribuisce a creare sistemi sociali, economici e ambientali capaci di affrontare le avversità e di prosperare nel tempo. In questo contesto ci si riferisce non solo alla risposta ad eventi avversi come disastri di origine naturale o crisi economiche, ma anche alla capacità di affrontare sfide a lungo termine, come l'impatto del clima sugli ecosistemi, le crescenti disuguaglianze sociali, l'esaurimento delle risorse alimentari ed energetiche. All'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, il concetto di resilienza è presente in ben 9 dei 17 obiettivi. È richiamato in modo esplicito nell'obiettivo 11, che mira a rendere gli insediamenti più resilienti alle catastrofi e ai cambiamenti, anche attraverso la riduzione dei rischi di disastro, ma è pure strettamente collegato al raggiungimento di altri obiettivi di sviluppo, in particolare nei settori delle infrastrutture, delle risorse idriche, della sicurezza alimentare, dei cambiamenti climatici, della sanità e per il superamento della povertà. All'Agenda 2030 è peraltro legato al Sendai Framework, che considera riduzione dei rischi di disastro e resilienza elementi fondanti dello sviluppo sostenibile. Lo stesso segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha sottolineato che niente mina lo sviluppo sostenibile come i disastri. In tale contesto, la resilienza è definita come la capacità di un sistema, di una comunità o di una società esposta a pericoli di resistere, assorbire, venire incontro, adattarsi, trasformarsi e recuperare dagli effetti di un pericolo in maniera veloce ed efficiente, incluse la conservazione e la restaurazione delle sue strutture e funzioni base essenziali attraverso la gestione del rischio. Si tratta di una definizione articolata, i cui aspetti costitutivi possono meglio essere compresi facendo riferimento a due chiavi di lettura, una dinamica e una funzionale. La lettura dinamica traccia l'andamento del livello di funzionalità di un sistema territoriale in una finestra temporale nella quale è investito da un evento avverso traumatico. L'evento produce una caduta del livello di funzionalità più o meno accentuata a seconda di quanto il sistema è in grado di resistere e di assorbire l'impatto. Se il sistema non collassa, si apre una fase di recupero con il progressivo ripristino della sua funzionalità, sino a raggiungere una nuova normalità, che potrebbe attestarsi a un livello inferiore, pari o superiore a quello pre-evento. Un sistema resiliente raggiunge un livello di normalità almeno comparabile a quello ex ante. Tanto più caduta e tempo di ritorno alla normalità sono contenuti, tanto maggiore è la resilienza. Ma per cogliere gli aspetti connotativi della resilienza di sistemi territoriali è necessario includere nell'interpretazione anche l'aspetto evolutivo tipico dei sistemi intelligenti. In particolare la capacità di anticipazione e preparazione all'evento traumatico è quella di saper cogliere l'occasione per adattarsi e trasformarsi per migliorare le proprie performance complessive e affrontare in modo più efficace eventi futuri. Ciò presuppone un approccio di tipo proattivo, basato sulla gestione dei rischi, valutati come combinazione di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione. Da un punto di vista funzionale, invece, si può schematizzare il problema con un ciclo composto da 4 fasi: previsione, prevenzione e preparazione prima dell'evento, risposta e recupero dopo l'evento. Questa rappresentazione consente di cogliere il significato delle principali strategie delle Nazioni Unite per la gestione dei rischi di disastro. La riduzione dei rischi, che riguarda prevalentemente le fasi pre-evento, ma si spinge anche alla fase di recupero con la strategia del Build Back Better per ricostruire migliorando la situazione.
Il rafforzamento della resilienza, che si riferisce alla capacità di chiudere il cerchio nelle fasi post-evento, il più rapidamente possibile, anche grazie a quanto si è investito nelle fasi del pre-evento. Tali concetti trovano diretto riscontro applicativo in documenti programmatici adottati a livello europeo e nazionale a seguito di eventi traumatici avversi. Ad esempio, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR, declinazione italiana del Next Generation EU, è un recovery plan post-Covid-19, in cui la ripresa non costituisce un ritorno alla normalità pre-evento, ma è espressione di una politica di Build Back Better che punta agli obiettivi dell'Agenda 2030. Il rafforzamento della resilienza riguarda in particolare la preparazione di tutti gli attori, Stato, imprese e attori sociali, l'adattamento delle filiere produttive all'interno della globalizzazione delle nuove frontiere tecnologiche, la capacità di governare le trasformazioni senza subirle. La resilienza, d'altra parte, va costruita. E ciò va fatto nell'ambito di un processo gestionale di problem solving in cui la comprensione del problema deve essere funzionale all'azione, fornendo il necessario supporto per individuare soluzioni contestualizzate e implementabili. In questo assumono un ruolo fondamentale 3 fattori: gli eventi che possono impattare, i sistemi su cui impattano e le caratteristiche, la stabilità e la controllabilità del contesto in cui si opera. Gli eventi traumatici che possono interessare un determinato territorio sono in genere molteplici. Possono avere origine naturale o antropica, presentarsi con effetti inediti o imprevisti ed essere influenzati e aggravati da fattori di rischio sistemici. Si pensi ad esempio alle crisi geopolitiche e economico-finanziarie, all'introduzione di nuove tecnologie o all'improvvisa indisponibilità di risorse o servizi essenziali. L'analisi dei sistemi territoriali fortemente interconnessi e complessi richiede una visione olistica e sistemica, in grado di cogliere gli eventuali effetti a cascata. Anche il contesto in cui si è chiamati a gestire il problema è soggetto a cambiamenti, non tutto è noto o controllabile e a volte può presentare discontinuità, non solo da un punto di vista ambientale, ma anche legate, ad esempio, a cambi normativi, all'introduzione dell'intelligenza artificiale o a mutamenti di assetti politici e organizzativi. È evidente che questa complessità richiede l'integrazione di diverse discipline, conoscenze e saperi nell'ambito di un approccio multirischio, sistemico e contestualizzato. Il fatto di essere di fronte a problemi sistemici complessi è ormai ben evidenziato in letteratura, ma soprattutto con l'esperienza della pandemia Covid-19 si è constatato in modo inequivocabile che l'attuale normalità poggia su un contesto in continuo mutamento, caratterizzato da discontinuità, elevato grado di incertezza, situazioni impreviste e senza precedenti. Come ha ben evidenziato Reyers ed altri, gli strumenti lineari di problem solving efficaci e ben testati in passato non sono in grado di fornire soluzioni sistemiche e contingenti. Vanno quindi apportati dei cambiamenti nelle pratiche di conoscenza e gestione. L'approccio gestionale da lineare deve passare a ciclico, di tipo evolutivo, adattivo e contestualizzato, fondato su monitoraggio, anticipazione, adattamento e apprendimento, in cui il feedback tra i vari passaggi, capire, decidere, agire, è l'elemento chiave per mantenere l'aderenza alla situazione contingente. Di fatto, è come navigare in un mare che non possiamo controllare. Il processo di conduzione, come nella navigazione, è di tipo evolutivo e implica l'elaborazione di molteplici scenari futuri, la capacità di saper anticipare l'evoluzione degli eventi, la preparazione ad affrontare situazioni diverse, anche complesse, oltre che la prontezza ad adattarsi trovando soluzioni efficaci anche quando la situazione muta in modo inaspettato o il contesto si modifica. Il criterio del quanto basta quando serve deve essere alla base delle valutazioni e delle scelte, in modo da riuscire a rispondere efficacemente alla mutabilità del contesto e all'esigenza di agire in tempo utile. Sul piano attuativo, tenuto conto che i sistemi complessi non possono essere trattati per parti, è opportuno abbandonare l'approccio settoriale per silos, come lo definiscono le Nazioni Unite, e strutturare l'azione partendo dall'identificazione di quei subsistemi o cluster che per loro unitarietà funzionale permettono di sviluppare politiche e strategie di intervento complessive e coordinate.
I più recenti studi sulla resilienza ai cambiamenti climatici, ad esempio, individuano come cluster i subsistemi salute, energia, risorse idriche, cibo, infrastrutture, ecosistemi, economia e finanza. La necessità di affrontare il problema dello sviluppo sostenibile in chiave multirischio e sistemica è riconosciuta anche a livello delle Nazioni Unite. Il GAR, Global Assessment Report del 2019, frutto del lavoro di un folto gruppo interdisciplinare di scienziati, traccia una roadmap per integrare le varie linee programmatiche, l'Agenda 2030, il Sendai Framework, il Paris Agreement, la New Urban Agenda, adottando la strategia del risk management sistemico. L'obiettivo è puntare a uno sviluppo sostenibile risk informed, in grado di tenere conto della natura sistemica e dinamica del problema, e vista la sempre maggiore complessità e incertezza di guardare anche a uno sviluppo resiliente. In tale contesto si inserisce l'attività della cattedra UNESCO dell'Università di Udine, che adotta l'approccio della sicurezza intersettoriale volto a produrre metodologie e strumenti di supporto alla gestione della sicurezza nelle diverse fasi del ciclo di gestione dei disastri, in contesti dinamici e multirischio, secondo una logica proattiva, adattiva e contestualizzata. Oltre all'integrazione delle varie linee programmatiche, serve anche una trasformazione della governance in chiave adattiva. Il GAR 2022 stimola la ricerca di nuovi approcci più idonei a muoversi nella nuova normalità, proponendo di interpretare la governance come un play the game piuttosto che come un mero rules of the game, il che evidenzia la necessità di integrare diversi punti di vista: quello dei players che devono concretamente realizzare le azioni e quello dei soggetti che fuori dal campo di gioco studiano, dettano regole, sono spettatori o beneficiari. Il processo di governance adattiva per la resilienza è uno dei principali aspetti studiati nell'ambito della Resilience Platform, la rete di cattedre UNESCO dell'area centroeuropea sul tema della resilienza ai disastri per lo sviluppo sostenibile. In tale ambito, utilizzando il paradigma della sicurezza intersettoriale, è stato tracciato un framework concettuale di riferimento che si basa sulla metafora della navigazione e dal quale sono emersi alcuni punti chiave su cui è necessario lavorare: conoscenza, strumenti, comunicazione, approccio gestionale, contestualizzazione e cooperazione. In particolare, le conoscenze scientifiche di modellazione dei fenomeni in chiave evolutiva e di esplorazione del futuro vanno messe a sistema con l'esperienza. È necessario disporre di strumenti previsionali, come i modelli predittivi e i sistemi di allertamento rapido, di strumenti di supporto alle decisioni, come le tecniche per definire priorità di azione o intervento, di piani di azione che operino in un'ottica adattabile, intersettoriale e multilivello. Per questo, dati e informazioni devono essere trasformati in conoscenza utile e contestualizzata. Il ponte di comunicazione tra scienziati, tecnici, decisori e amministratori è di fondamentale importanza. Le soluzioni devono essere il frutto di una coprogettazione, per quanto possibile science-based, che tenga conto delle effettive capacità attuative e che sia aperta a cogliere le opportunità per creare innovazione. La governance adattiva, per poter essere attuata, presuppone un quadro di regole che consenta un certo grado di flessibilità nell'individuazione delle soluzioni contingenti all'interno di margini di manovra predefiniti. Il processo deve essere contestualizzato sia alla fase del ciclo di gestione in cui ci si trova, sia al livello di scala global-local su cui si opera, garantendo i necessari raccordi funzionali. Tutte queste sfide sono più facilmente affrontabili se si mettono a sistema i diversi punti di vista, creando una convergenza sinergica di conoscenze e saperi. Ma è necessario andare oltre. Il sempre più frequente manifestarsi di eventi avversi, situazioni impattanti, ripetute e anche concomitanti, caratterizzate da rapidità e incertezza, quello che Edgar Morin chiama l'epoca delle policrisi e del tempo turbolento, ha portato a interpretare la resilienza come una strategia di miglioramento trasformativo. Nelle più recenti politiche europee, infatti, le situazioni post-crisi sono considerate un'opportunità per integrare e accelerare le transizioni energetica, dell'economia circolare e dello sviluppo equo e inclusivo, attraverso azioni sistemiche di resilienza trasformativa.
In quest'ottica, adottando l'approccio sistemico intersettoriale degli obiettivi dell'Agenda 2030, gli obiettivi del 2030 possono essere raggruppati in una sorta di piramide di Maslow, alla cui base c'è il pianeta, seguito dalla società e dall'economia, al cui vertice c'è la partnership per gli obiettivi. Pianeta, società, economia diventano i sistemi chiave su cui intervenire con azioni di miglioramento sistemiche e finalizzate, facendo leva su conoscenza, saperi, partnership e coprogettazione. Questo richiede una ricomposizione di saperi tale da unire hard e soft skills. Non sono sufficienti esperti dei singoli ambiti, ma conoscenze e competenze specialistiche devono combinarsi e integrarsi con competenze e abilità trasversali, quali il system thinking, il crisis management, il creative problem solving, il future foresight, la leadership traslazionale. È un arricchimento delle conoscenze che dovrebbe essere rivolto alle nuove generazioni, ma anche a chi è già nel mondo del lavoro, attraverso iniziative mirate di lifelong learning e di capacity building. Si apre pertanto una grande sfida anche sul fronte della preparazione, formazione e addestramento. L'importanza di mettere a sistema hard e soft skills può essere colta richiamando ancora una volta la metafora della navigazione. Pensiamo al rafting. Immaginiamo di trovarci a scendere lungo un torrente per la prima volta, un torrente chiamato linea del tempo. Siamo sul torrente, in mezzo alle montagne. Cosa accadrà di lì a poco? Una rapida, ma lo sapremo solo avvicinandoci, quando non potremo più fermarci, tornare indietro e nemmeno cambiare rotta. A quel punto destrezza, gioco di squadra, ma anche la qualità dell'imbarcazione e dell'equipaggiamento, insieme alle competenze e capacità dei preparatori, saranno gli elementi fondamentali per riuscire ad affrontare quella prova impegnativa e continuare a navigare, ossia essere resilienti. Concludendo, il percorso tracciato mostra come oggi la resilienza debba essere considerata l'arma vincente su cui puntare per costruire un futuro sicuro e sostenibile, ma allo stesso tempo ponga molte sfide sia sul piano teorico che applicativo. La metafora della navigazione è un utile strumento concettuale per analizzare e comprendere il processo, le problematiche ad esso correlate e le abilità necessarie per raggiungere un obiettivo che è in continuo movimento, correggendo e adattando la rotta qualora si presentino difficoltà o opportunità non previste. Conoscenza, ricomposizione di saperi, approccio sistemico e intersettoriale, governance adattiva, contestualizzazione sono gli elementi fondamentali per muoversi verso un futuro sicuro e sostenibile in un ambiente in continuo cambiamento e non completamente controllabile. Intersettorialità, partnership interistituzionale, interdisciplinarietà, intergenerazionalità, insieme a conoscenza e saperi, sono le parole chiave dello sviluppo resiliente. Tutti questi aspetti sono nel DNA delle università e della nostra in particolare, in quanto figlio della ripresa da un disastro e parte fondante dell'azione di resilienza evolutiva della comunità friulana. Una riflessione sul terremoto del 1966 in Friuli a questo punto d'obbligo. La ricostruzione fu impostata come un piano di recovery basato sulle migliori conoscenze scientifiche per il tempo e attuato con una ampia e corale partecipazione e con una visione pionieristica di resilienza che oggi potremmo definire di tipo evolutivo e trasformativo. Faceva infatti leva sulle lezioni apprese dal primo tentativo di riparazione dopo il terremoto del maggio 76, dimostratesi inefficaci a seguito delle violente scosse del settembre successivo, e si poneva un obiettivo che andava oltre la riparazione dei danni, lo sviluppo del Friuli. I risultati di quella politica di Build Back Better sono oggi testimoniati ad esempio dalla Protezione Civile, dall'Università di Udine, dall'autostrada Udine-Tarvisio e dal raddoppio della ferrovia Pontebbana. A tutti gli effetti è stata un'esperienza ante litteram di resilienza per lo sviluppo sostenibile. Nell'approssimarsi del 50° anniversario del terremoto nella nostra regione ci sono tutte le condizioni per lanciare la sfida, per attualizzare tale esperienza e capitalizzare quanto già realizzato in sinergia con istituzioni e soggetti del territorio.
la palestra di formazione sul campo SERM Academy, la rete delle cattedre UNESCO Resilience Platform, il progetto Eureka per il dialogo intergenerazionale, la metodologia Visus adottata dall'UNESCO per la sicurezza delle scuole applicata in 10 paesi nel mondo, il centro di documentazione del museo sul terremoto, unitamente alle altre progettualità sviluppate da colleghi dell'università, sono tasselli che possono contribuire non solo a generare un epicentro di saperi per la resilienza, ma anche per sviluppare insieme un vero e proprio laboratorio territoriale di resilienza trasformativa di riferimento internazionale. D'altra parte, come affermava Aristotele, il tutto è maggiore della somma delle singole parti. Grazie. Grazie al professor Grimaz. Adesso di nuovo la parola al Rettore. La parola a me solo per introdurre il coro, Gilberto Pressacco, con cui intoneremo il Gaudeamus, l'inno universale delle università, e poi per invitarvi tutti a un brindisi al nuovo anno accademico di cui potremo godere qui fuori all'entrata di questo bellissimo edificio. Grazie. Prego, maestro. Il canto del Gaudeamus è sempre un momento di gioia collettiva, quindi se lo sapete è opportuno che lo cantiate, così ci date una mano. Se non lo sapete è il momento di imparare, una buona occasione, e quindi lo cantate lo stesso. Grazie. Gaudeamus
tutti e a tutti quelli che hanno reso possibile questa ennesima cerimonia.